4, sicuramente esaustive nei temi trattati. Vorrei solo ricordare, senza ricostruire per carità l'intera vicenda, che Italia Nostra si è sempre interessata alla vicenda dell'ospedale al mare, sin dai tempi di Ex Capital. E negli ultimi anni avevamo promosso e sottoscritto un verbale d'intesa con le altre associazioni e comitati che si erano presi a cuore, è proprio il caso di dirlo, presi a cuore l'ospedale, i destini di questa parte cospicua del Lido. Il documento ci impegnava a essere capofila, in quanto associazione nazionale, per proporre a Cassa Depositi e Prestiti un tavolo di concertazione. Ma l'incontro avvenuto a Roma con il direttore San Giorgi, presente la presidente nazionale, il dottor Grigoletto ed io, era stato fallimentare. Avvenuto, mi pare, nell'ottobre del 2018. Totale chiusura. Per quanto riguarda la destinazione, nonché la conservazione. Il complesso era destinato appunto a essere in parte abbattuto ed erano in corso trattative con la soprintendenza per togliere il vincolo. San Giorgio si espresse proprio così, ma se ben ricordo, ma il dottor Virgoletto mi potrà correggere. Cassa Depositi e Prestiti doveva rientrare dall'investimento spropositato, sostenevano, che era stata costretta a fare per salvare il comune dalla bancarotta, anche questo dissero. E il problema del Venezia, secondo loro, era il turismo di bassa qualità, mentre proponevano con questo intervento un turismo di elite che era proprio quello che ci serviva. Italia Nostra non ha mai scisso il problema della destinazione da quello della conservazione, come è stato anche per la vicenda e il ricorso del Fontego. Pertanto non abbiamo ritenuto di poter accettare questa riconversione del complesso, senza parlare poi del suo parziale abbattimento, che significa la sua perdita irreparabile, perché, come illustrerà l'architetto Vassallo, presidente della nostra sezione, il valore è nel tutto, non nella parte, e comprende anche l'elemento più negletto, l'aspetto naturalistico, di cui ci parlerà il professor Milesi dello IUAV. Conseguenza ultima, il ricorso di cui tratterà il dottor Grigoletto, esperto e nostro consulente di legislazione in materia di beni culturali. Ma iniziamo con la prima relazione, che è anche la base storica e anche morale della nostra azione a difesa del complesso, con la professoressa Nelly Vanzan Marchini, storica della sanità, che farà una relazione dal titolo Ospedale al mare, una storia di vincoli morali e ambientali. Prego, Nelly. Grazie, buongiorno a tutti. E aspettate che vediamo di far partire la presentazione, sperando che parta. Voi già la vedete, no? Ok. Vedete tutti? Bene. Allora, buongiorno a tutti. Il titolo che ho scelto per questa relazione è L'ospedale al mare, una storia di vincoli morali e ambientali. Si sta parlando molto, infatti, di vincoli artistici, monumentali, ma si dimentica troppo spesso come è nato l'ospedale al mare. Correva l'anno 1868 quando Giacinto Namias, presidente dell'Ateneo Veneto, invita a fare una relazione il padre della storia degli ospizi marini, cioè Giuseppe Barellai. Questo era un medico fiorentino, che vedeva morire moltissimi bimbi a causa della... scusate, continuo ad andare avanti, ma non dovrebbe andare avanti. Vedeva vedere molti bimbi morire a causa della scrofola. La scrofola era una malattia di tubercolosi ossea e ghiandolare che portava alla morte questi bambini, e si era visto, e il dottor Barellai aveva appurato, che con i bagni di mare e con una cura del sole e ovviamente una corretta alimentazione, molti di questi bambini riuscivano a sopravvivere e si sottraevano ad una morte certa. Quando il dottor Barellai fa questa relazione, la filantropia veneziana viene sollecitata e quindi si organizza subito una pesca di beneficenza ai giardinetti reali e si crea un comitato
di famiglie, di singoli, di istituzioni, di amministrazioni provinciali di tutto il Veneto, che prendono delle quote di questo comitato, assicurando quindi ai bambini delle varie province, dei comuni, ma anche a dei poveri bambini che avevano bisogno appunto di queste cure, di poter fruire di un letto o comunque di un ricovero al Lido per poter poi beneficiare per 15 giorni moltiplicabili per altri 15, poi per altri 15 fino a un massimo di 45 giorni, per poter fruire dei bagni di sole e di mare. Questa è una fotografia che è rarissima, l'ho trovata fortunatamente, e è la prima stagione dei bagni davanti all'Istituto Fisola, allo stabilimento Fisola. Giovanni Busetto Fisola aveva investito al Lido per creare i bagni di mare per l'elite, per la borghesia, per quelli che andavano a farsi i bagni. Fra l'altro era appurato che i bagni facevano molto bene, quindi era partita la moda dei bagni. E quindi questa foto ci ritrae e ci tramanda questi bambini che andavano, e il Fisola aveva anche creato dei capannoni per ospitarli e gli dava dei pani e delle uova. Ma questa è la prima stagione. Poi, fortunatamente, con il denaro raccolto dal comitato, ecco che si crea un edificio in legno, poi l'edificio in legno addirittura verrà ampliato, e verrà ampliato sull'esempio di Berck-sur-Mer, e diventerà anche così ampio da poter ospitare circa 450 bimbi. Siamo nel 1873. Ma agli inizi del Novecento viene costruito vicino il Grand Hotel Excelsior, il quale ospita, questo è già ampliato, ma diciamo che già dagli inizi del Novecento, 1905 cominciano i lavori, nel 1908 inaugurano la prima parte, poi si amplia e diventerà il fulcro della Ville Loisir del Lido. E beh, non è un bel vedere avere questi bambini emaciati dai corpi deturpati dalla malattia. Addirittura lo Spada, che è l'ideatore dell'Excelsior, regala loro dei grembiuloni variopinti, ma l'effetto è ancora più triste. Per cui si fa un'offerta all'ospizio marino che si pensa che non possa rifiutare. Un grandissimo appezzamento di terra, non più vicino vedete, al grande albergo Excelsior, ma dove c'erano i bagni popolari, quindi dall'altro lato dell'isola. E in più il valore aggiunto è una spiaggia enorme. E qui cominciamo a connettere quello che è il vincolo morale, cioè un ospizio marino che è nato dalla beneficenza, al valore ambientale. Anche nell'altra sede l'ospizio marino aveva il plusvalore della spiaggia, ma non era la sua. In questo caso, dal 1921, dall'anno in cui, cioè i patroni dell'ospizio marino accettano di spostarsi nella nuova zona del Lido, beh, lo fanno proprio perché la spiaggia è attaccata al nuovo ospizio. L'ospizio sorgerà sulla spiaggia come una città nel sole, come una città per la cura. Questi sono i primi adattamenti, diciamo, dei piccoli ospiti dell'ospizio, ancora quando non è costruito l'ospedale al mare, e questi invece sono i progetti di Antonio Spandri. Il progetto dell'ospedale al mare, cioè di questa città nel sole, viene affidato ad un architetto, anzi un ingegnere, scusate, che è il top della progettazione sanitaria, perché ha progettato varie cose anche all'ospedale civile e è veramente molto bravo. Il suo progetto è quello proprio di una città nel sole, articolata in vari padiglioni. Noi ne vediamo qui solo alcuni esempi. Questo è il padiglione chirurgico, però anche quello dozzinanti e quello comuni sono uguali. La riproposizione è di uno schema che viene aperto sulla spiaggia, perché questi sono lungo la spiaggia,
Vedete come vengono curate tutte le balaustre e le terrazze, perché l'elioterapia è fondamentale, e anche come poi si dipanano tutti i letti e soprattutto i servizi sanitari che sono importanti. Sotto vediamo invece il padiglione per i bambini che fossero affetti da malattie infettive, per cui c'è un periodo, c'era necessità di un periodo di isolamento. I bambini avevano un'età dai 5 ai 13 anni i maschi e dai 5 ai 15-16 le femmine, perché erano più tranquille. Poi ovviamente però dopo la prima guerra mondiale, siccome molti giovani erano tornati devastati nella psiche e nel corpo dalle vicende belliche, si dilata la fascia di età dei ricoverati. Quindi si dilata anche l'accoglienza a un po' varietà della vita. Questo è il progetto, la pianta complessiva dello Spandri, che ci dimostra come vi sia questo connubio di questa distribuzione dei padiglioni con questo mare Adriatico, fonte di benessere e di salute. Quindi vediamo ancora l'ingresso, che è dove è attualmente l'ingresso, poi il padiglione osservazione, questo cioè prima di immettere per verificare che non ci fossero bambini che avessero malattie infettive, il padiglione chirurgico, i padiglioni dozzinanti, i 2 comuni, i padiglioni servizi e poi anche i padiglioni, diciamo, isolamento, eccolo qua, e il padiglione per i deceduti, capitava anche quello. Questi altri che vedete tratteggiati erano dei padiglioni che lasciano ipotizzare uno sviluppo futuro che poi ci sarà in realtà. Lo Spandri conduce veramente a tempi di record questa creazione. Questo è poi il padiglione donato dalla Cassa di Risparmio di Venezia, che viene ricordato anche da una lapide, speriamo che esista ancora, e poi ci sarà un concorso di generosità da parte di singoli, oltre che delle istituzioni. È un esempio Mario Marinoni, che fu un illustre economista, scomparso prematuramente, in nome del quale, per ricordarlo, diciamo, molti amici stanziarono una cospicua somma per creare un ricreatorio. Questi bambini stavano molto tempo. Fra l'altro il periodo si era anche notevolmente allungato perché vi erano molte affezioni di tubercolosi ossea che richiedevano addirittura molti mesi di degenza. Quindi un ricreatorio era fondamentale sia per far studiare questi bambini, ma sia anche per cercare di alleviare il loro soggiorno. Nel 24 si raccolsero questi denari, nel 26-27 venne costruito quell'edificio che vi ho fatto vedere prima, quell'edificio basso, e poi da 28-32 l'edificio venne sopraelevato, si creò cioè un teatro e negli anni seguenti si innalzò un altro piano per metterci appunto dei degenti per la cura eliotorapica, e questa parte che vedete sopraelevata fu destinata all'osservatorio climatico. Questo è il teatro e questa è la raffigurazione del dipinto, diciamo, una parte del dipinto che si trova sul soffitto del teatro. A eseguirlo fu Giuseppe Cherubini, il quale raffigura la filantropia che affida questo popolo di bimbi a Nettuno, che con le sue gioie ritratte anche come un cofanetto, vedete, ridà la salute a tutti questi bambini che diventano scatenati e veramente riconquistano la joie de vivre. Quindi questo è un bellissimo messaggio che ci riconduce a quello che fu fino all'inizio l'intenzione vera e il vincolo con cui tutti questi donatori intendevano associare questi edifici alla cura con le risorse marine.
Questa è un'altra bella immagine, è un manifesto pubblicitario, perché a un certo punto, anche dopo la Prima Guerra Mondiale, l'ospizio marino stava diventando ormai ospedale al mare, quindi si proponeva sul mercato della cura specializzata con le risorse climatiche. E nell'angolo voi vedete la ginnastica sulla spiaggia, voi vedete lavori di cucito, poi ci sono anche i giovani allettati, ci sono anche la rappresentazione nel teatro. E negli anni 30 dal teatro viene creato un impianto radiofonico, a sinistra vedete la bambina con le cuffie, perché l'impianto radiofonico serviva sia per fare le lezioni, perché questi bambini potessero fare scuola, sia anche per allietarli con musica o con spettacolini vari. La chiesa era importante perché se era importante pensare al sorriso, era importante anche pensare a garantire lo spazio di preghiera. Anche questa fu decorata dal cherubini e questi sono i patroni, cioè l'ospizio marino era retto da un consiglio di patroni che altri non erano che i rappresentanti di tutti i maggiori sostenitori dell'ospizio. Era quindi una gestione privata che si basava però sul reperimento di fondi anche grazie ai contributi di tutte le province venete. Ecco perché Ospizio Marino Veneto, che poi dopo diverrà Ospedale al Mare. Importante è la persona seduta in mezzo, che fu Antonio Garioni, docente di ginecologia, di ostetricia e ginecologia, il quale fu commissario dell'epoca fascista dal 24 e poi presidente dell'Ospizio Marino. Nonno di uno che conoscevo all'Antoniano. E fu una persona fondamentale perché lo potenziò enormemente. Acquisì tutta la parte che stava dietro ai primi edifici e che si prolungava, diciamo, verso la diga, e quindi fu proprio l'artefice della creazione della città della cura sul mare. Il 30 novembre 1933, infatti, l'ospedale è riconosciuto ospedale al mare e 6 anni dopo è riconosciuto ospedale specializzato di prima categoria. A sinistra le sue prestazioni che erano di eccellenza, cioè il Sole, ma anche l'Officina Gessi, che era diventata veramente famosa in tutta Italia e forse anche di più. Vi furono anche però dei medici che dal punto scientifico cercarono di esaminare e di appurare quali erano i benefici effetti di queste cure talassoterapiche. E Giulio Ceresole fu sicuramente un personaggio di spicco nella scienza talassoterapica internazionale, non solo perché studiò le specificità del lido. Pensate che nel 1910 aveva creato un centro di rilevazione climatica davanti all'Excelsior e aveva fondato un centro di studi climatici legati all'Excelsior. Poi però si spostò all'ospedale al mare, dove creò lì l'osservatorio sia talassoterapico che climatoterapico. E nel 1930 fonda la Scuola Italiana di Talassoterapia, che ebbe ripercussioni non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Quindi l'ospedale al mare fu veramente un centro per questo tipo di studi, ma lo fu perché stava partendo dall'osservazione delle peculiarità locali del lido, della spiaggia, di quella spiaggia. Ecco perché io vi sottolineo queste cose, perché questo è un portato di cui non possiamo liberarci, per esempio demolendo un gigante in calcestruzzo che è uno degli edifici più recenti e più solidi di tutta Venezia, perché l'inquinamento da polveri distruggerà questo habitat e quindi anche tutte le peculiarità terapeutiche che sono appurate e sono accertate della spiaggia del Lido e della spiaggia del Lido soprattutto in quella zona. Queste 3 immagini non sono 3 immagini promozionali del turismo, ma 3 immagini del trattato sulla spiaggia del Lido di Giulio Ceresole, il quale ci illustra tutti i benefici del bagno di sole in barca, respirando lo iodio, del bagno di sabbia,
della sabbiatura, come la chiamiamo oggi, del bagno d'aria. Tra l'altro in questo libretto ci sono consigli interessantissimi che ancora ricordo che la mia mamma e i miei nonni mi davano. Come, scusa? Ecco, queste sono immagini del Lido nel 1951, fra l'altro Giacomo Dalla Torre, altro primario dell'ospedale al mare, fondò il reparto proprio di psalmatoterapia, con la promozione che vediamo nell'affiche che è a sinistra, che è in varie lingue, proprio perché molti venivano da molti luoghi d'Europa per la nostra psalmatoterapia. Nel 1955 i posti letto erano 1400, la media dei ricoveri all'anno 10.000, le presenze annue di malati 450.000. Siamo già ormai ospedale, come vi dicevo, di prima categoria, specializzato però. Guardate l'estensione che aveva il parco, la chiesa, veramente una città per la cura. La vediamo qui, questi mi pare che siano tutti i padiglioni che vogliono demolire ora, di cui vi parlerà Andrea. Vedete la chiesa, qui c'è ancora una buona parte, una buona metà che non è ripresa da questa foto. Questa invece è l'altra parte che non era ripresa dalla foto, con lo sfondo del mare. Questa è una parte dall'acqua e questo è il Nettuno. E concludo appunto con queste immagini di Nettuno, perché spero di avervi così spiegato quali sono i vincoli morali che si pensava di aver annullato quando l'ospedale al mare confluì a far parte degli ospedali civili riuniti. Ma in realtà anche gli ospedali civili riuniti avevano la funzione terapeutica. E soprattutto quando poi gli ospedali civili riuniti si sono trasformati in azienda sanitaria con personalità giuridica, si è pensato bene di liquidare questo patrimonio. Ora si pensa di utilizzarlo in maniera completamente diversa, cioè per lucro, per turismo, per svago. Ma forse oggi l'epidemia, il Covid, ci sta ponendo davanti al merito di queste scelte, agli effetti perniciosi di scelte che sono state fatte abbandonando gli interessi della sanità, per invece cercare di accentuare gli interessi del business e del turismo indiscriminato. Concludo con l'immagine di Nettuno che secondo me in questo quadro bene sintetizza i vincoli sia morali che ambientali dell'ospedale al mare. Grazie. Grazie Nelly, hai ben spiegato quali sono i vincoli, soprattutto morali, di cui vogliono disfarsi. E ora passerei la parola alla nostra Presidente, Emanuela Vassallo, architetto, Presidente della sezione di Venezia Italia Nostra, che ci parlerà degli ospedali marini, esperienze europee a confronto. Allora, intanto buonasera a tutti. Ringrazio tutti della partecipazione e do inizio a quella che è una riflessione, se vogliamo, all'atere di quelle che verranno qui esposte. Ed è una riflessione che mi è stata, diciamo, indotta, suggerita da un riferimento che il dottor Grigoletto fa spesso nelle sue esposizioni, nelle sue dissertazioni. Che è il riferimento all'ospedale europeo di Berck-sur-Mer. Diverse volte ha fatto accenno proprio a questo episodio e mi ha incuriosito, soprattutto perché considero importante anche che il nostro ospedale al mare venga in qualche modo messo in relazione con le esperienze che contemporaneamente si svolgevano in Europa. E quindi ho perlustrato, diciamo, non posso definirla una vera e propria una ricerca, ma una perlustrazione per indagare quelli che sono gli aspetti in comune con delle realtà anche molto lontane dal punto di vista geografico
da quella veneziana, ma che hanno delle caratteristiche invece comuni all'ospedale al mare e che quindi in esperienze anche così distanti si ripropongono in tutta la loro efficacia. Ed è stato anche interessante, e insomma spero di essere esaustiva nell'illustrarlo, vedere anche qual è il loro destino attuale, cioè a cosa sono state destinate queste strutture, queste esperienze architettoniche del passato, dell'Ottocento e del Novecento. E quindi adesso proverò anche a condividere le immagini, quindi parto con la mia condivisione dello schermo. Benissimo, allora si parla quindi, collegandosi all'ospedale al mare, di enigmatici eventi architettonici che costellano un po' tutte le coste d'Europa e sono noti anche col nome di sanatori o di ospedali marini, ospedali marittimi, e sono stati realizzati in gran parte tra il XIX e il XX secolo con lo scopo sanitario di utilizzare i benefici derivanti dall'uso dell'acqua del mare e del sole e per alleviare e prevenire le malattie come la tubercolosi, la tisi, il rachitismo, la scrofola. Il contesto sanitario e sociale dell'epoca è caratterizzato spesso da strutture fatiscenti, degradate, inadeguate, soprattutto nella cura dei più giovani. La società del tempo quindi avverte l'esigenza di preservare e curare i mali alimentati da condizioni di vita malsane, generate in ambienti urbani dove regnano scarse condizioni di igiene e a cui le classi più povere sono maggiormente esposte, come anche è stato detto finora. Le nuove strutture assolvono quindi un compito sanitario e un compito anche morale, nella convinta necessità di dover sottrarre soprattutto i bambini alla grande città e alla nefasta influenza che essa esercita sulla loro salute e sulla loro educazione, esponendoli quindi a paesaggi e situazioni diverse e alternative ai confini limitati della loro realtà quotidiana. E cerca così di garantire loro una crescita fisica sana anche per irrobustirli nei confronti dei contagi. Quindi spinta sanitaria ed educativa sono all'origine di queste istituzioni che inizialmente sono finanziate da benefattori benestanti, ma poi diventano col tempo un dovere civile e morale garantito anche dall'intera società e dall'intervento statale col tempo. E di cui la classe medica, vedi anche l'esempio del Barellai, si fa carico e se ne assume anche spesso la responsabilità di seguire o di dare di interagire con la progettazione e la realizzazione di queste grandi strutture. Quindi questi ospedali sono testimoni muti oggi di un fenomeno sociale, sanitario, e che introducono anche un nuovo linguaggio architettonico e un nuovo rapporto tra il costruito, quindi tra la costruzione, la struttura e il suo contesto ambientale. E oggi pongono però un serio quesito su qual è il loro ruolo e la loro possibilità di riutilizzo nella contemporaneità. Ora, dal punto di vista quindi architettonico e urbano, queste strutture nascono senza un preciso programma politico, scusate, un preciso programma pubblico e urbanistico. Nascono a volte come strutture improvvisate, quindi spesso vengono utilizzate le ville delle persone facoltose che accolgono i bambini bisognosi in piccoli gruppi e si pongono l'obiettivo di accompagnarli nei bagni di mare, quindi nelle cure quotidiane per brevi periodi. Note per esempio sono le ville che ospitavano i bambini sulla costa del Belgio, dei Paesi Bassi o nei pressi di Ostenda. Molte di queste iniziative erano prese da privati, quindi abbiamo delle strutture, delle sorte di ville ospizio per pochi ospiti
che poi cederanno il passo a delle strutture più conformate, più adatte e adeguate. Proprio in Italia c'è un esempio interessante da questo punto di vista, che è quella di Villa Albani. Villa Albani era la villa del cardinale Albani, che dopo il 1870 viene ceduta all'Opere Pie, omonime, e che viene adattata ad ospitare dei bambini, ed è appunto una situazione che ben si prestava allo scopo, e quindi già individuiamo quali sono i caratteri delle strutture di questo tipo. Il primo carattere fondamentale è ovviamente la posizione vicino al mare, l'esposizione al sole e la vicinanza anche ad una città, ad una grande città, in questo caso con Roma. L'altra caratteristica che comincia a delinearsi e che viene ricercata spesso sin dalle prime strutture è quella di una forte apertura verso l'esterno, quindi logge, terrazzi e grandi aperture, grandi finestre. Questa situazione col tempo si è modificata. C'è un piccolo, non so se riesco a farvi vedere un video che ho, sì, forse sì, lo vedete? Sono pochi secondi in cui si vede come poi Villa Albani è stata anche trasformata nel tempo proprio per dar modo proprio per alloggiare una gran quantità di bambini, ma soprattutto realizzando una serie di logge aperte che potevano garantire questa grande luminosità e apertura. Vi faccio vedere solo, ecco, non questo. Il collegamento parte con la pubblicità, ma vediamo se... Ecco, giusto le prime immagini. Questo è già un'immagine, ovviamente, in un periodo successivo. Ecco, guardate per esempio questo corpo, che è un corpo aggiunto alla villa, appunto sono due corpi simmetrici laterali che sono stati aggiunti successivamente. Oggi compaiono totalmente chiusi. Queste grandi verande, che poi assomigliano anche nell'aspetto un po' a quelle che ritroviamo all'ospedale al mare, erano state appunto realizzate per garantire degli spazi aperti e coperti allo stesso tempo ai bambini. Tornando alle nostre esperienze, quella che forse è una delle prime esperienze, anche più conosciuta, che si evolve nell'arco di circa un secolo, è quella dell'ospedale di Margate, detto appunto il Royal Sea Bathing Infirmary for the Scrofulous Poor of All England. Questo era un programma ambizioso che era appunto destinato a realizzarsi nei decenni successivi, ma che poneva anche l'accento su un aspetto che Richard Russell alla fine del 1700 aveva, in un famoso scritto sui benefici dell'acqua marina, aveva posto sull'opportunità per i più giovani di esporsi in maniera continuativa sulla sponda del mare e ai bagni marini, soprattutto a scopo preventivo, quindi concentrandosi nel progettare spazi adatti ad un'utenza suscettibile di ammalarsi. Quindi da un lato c'era l'assistenza e la cura ai malati, ma c'era anche l'idea che corroborare il fisico, esporre i bambini, i ragazzi ad un'aria salubre e ai raggi del sole costituisse anche una forma di prevenzione e li aiutasse a respingere il contagio. E qui vedete come anche qua ha dei caratteri simili alla costruzione dell'ospedale al mare del primo ospizio marino. È un unico corpo. Altra caratteristica tipica di questi edifici è che erano divisi in due ali o divisi in più padiglioni, in modo da separare i dormitori dei maschi e dei dormitori delle femmine, al centro il nucleo dell'amministrazione. Anche qua, primo esempio in questa prima costruzione, vedete che ci sono le logge aperte, che venivano chiamate piazze. Quindi erano delle stanze
dove si potevano, che si potevano aprire completamente, in modo anche da poter far migrare i letti dall'interno verso l'esterno nel caso in cui fosse stato possibile esporli all'aria aperta, al sole. Vedete a destra come poi questa struttura si è modificata nel tempo ha aggiunto delle prolunghe laterali che sono i dormitori per i bambini e per le bambine, e in questa conformazione a padiglioni durante questa trasformazione che avviene intorno al 1853, il fatto di aver esteso anche ai più giovani la permanenza, e una permanenza durante tutto l'arco dell'anno, richiede la costruzione di un nuovo padiglione, che è quello della scuola e del refettorio. Quindi, come nel caso dell'ospedale al mare, questo tipo di struttura sanitaria è una struttura perennemente in progress, cioè una struttura che aggiunge costantemente elementi, che si adatta nel tempo alle mutate esigenze, e pur diciamo nel contempo cerca e comunque rincorre un rapporto privilegiato con l'esterno e con gli ambienti aperti. Vedete anche in questo caso l'orientamento verso dell'edificio, le ali che si aprono appunto come ad abbracciare il paesaggio nelle due fasce, appunto nelle due ali parallele, e il percorso per la spiaggia. In questo primo momento, diciamo, della sua struttura, il bagno veniva fatto utilizzando delle macchine da bagno, quindi ci si immergeva con l'ausilio di questi carretti che venivano spinti sulla spiaggia e da cui ci si poteva immergere. Dopo il 1853 c'è questa prima espansione, nel 1880 invece verranno introdotte le piscine interne, e la piscina interna verrà realizzata grazie anche all'iniziativa di un privato che investirà nella costruzione di una nuova ala. Questa nuova ala, che si trova attualmente ancora conservata sul lato sud della struttura, dove vedete comparire le piscine interne, quindi le piscine di acqua di mare che venivano alimentate da una pompa a cavallo che andava a ripescare l'acqua circa 30 piedi sotto. A destra vedete anche un altro elemento ricorrente, cioè la cappella, anche perché la cappella e gli ambienti annessi destinati ad ospitare i religiosi che si occupavano anche di queste strutture e dei pazienti, è un altro elemento caratterizzante. Quindi si aggiunge un altro padiglione, un'altra estensione di questo enorme complesso. Oggi, lo vedete qui in basso, la struttura è praticamente rimasta immutata nel tempo. Però a differenza, è stata anche ristrutturata, questo devo dire, e anche le piscine pare che ci siano ancora, ma in questo caso non è più un ospedale, ma è diventata pur conservando sul fronte sul fronte principale, questa che è poi il frutto della ristrutturazione neoclassica degli anni 50 dell'Ottocento, è diventata un edificio residenziale a cui probabilmente, poiché fa sempre e comunque gola avere un appartamento vista mare, è stata aggiunta questa stecca di loft, direi, raso spiaggia, molto moderno, che viene appunto pubblicizzato con grande enfasi, soprattutto perché per il costo che hanno, ma che ad uno sguardo, diciamo, anche un po' fotografico, che fotografa la realtà esistente, non sembrano avere una grande attrattività.
Tuttavia il resto del complesso è stato ristrutturato e mantiene tutte le sue caratteristiche costruttive, le sue caratteristiche spaziali ed insieme. Andando invece, ecco, mi ho messo 2 fotografie che pubblicizzano proprio la vendita e la locazione di appartamenti che, sia nuovi, quelli a sinistra, che recuperati all'interno delle vecchie strutture, ci mostrano quello che è lo stato attuale di questa grande costruzione. Se andate a vedere sul sito vedete anche quanto appunto gli interni sono stati ovviamente snaturati rispetto a quello che dovevano essere originariamente, ma dal punto di vista della costruzione, della struttura, mantiene quasi intatta il suo, diciamo, il suo valore, le sue caratteristiche principali. E qui c'è quello, diciamo, il Bec-sur-Mer del 1861, quindi la prima costruzione che anche qua richiama di nuovo la struttura e la tipica propensione verso lo spazio aperto, verso il mare, verso la spiaggia, che si manifesta attraverso la costruzione delle 2 solite ali che sembrano sempre una sorta di abbraccio, no? di estensione verso il sole, verso il mare, verso la spiaggia, collegate da delle verande luminose e quindi da dei passaggi porticati. Sul fondo vengono anche qua relegati i servizi e al centro la cappella. Questa costruzione ricalca, nasce inizialmente come costruzione provvisoria, perché appunto si passa poi dalla condizione improvvisata di villa che ospita i ragazzi o pazienti a costruzioni temporanee in legno. Quella che vedete qua è la prima costruzione, quella di destra è la prima costruzione dell'ospedale in legno realizzata dall'Avezzari, che era appunto l'architetto, che poi viene ricalcata e ripresa in una versione definitiva, che è quella che vedete nell'immagine in basso, e vedete che nell'immagine in basso ci sono entrambe le strutture, la prima e la seconda. E l'esempio a cui spesso si fa riferimento in queste situazioni è quello del lazzaretto, cioè l'idea che riprendere una struttura a padiglioni comunque collegati e che si sviluppa attorno ad uno spazio aperto richiama l'idea dei nostri lazzaretti. L'ospedale che vedete in Bec-sur-Mer fa parte di un insieme di ospedali che in realtà in tutto sono 5, c'è quello grande che è quello più importante, quello piccolo che è quello l'ex temporaneo, poi c'è quello Rothschild per i bambini ebrei, poi ci sono 2 case di salute, una per le femmine e una per i maschi. Ovviamente questo è quello più importante, caratterizzato quindi anche lui con presenza di 2 ali separate, collegate da gallerie vetrate, e un gabinetto idroterapico, anche qui dove l'acqua veniva pompata questa volta da una macchina a vapore. A parte lo stile che è, diciamo, montano, perché si ispirava alle colonie montane, insomma alle case di cura montane, il sistema su cui si basa tutta questa struttura è un sistema basato su un'organizzazione che vuole soprattutto realizzare uno stile di vita sano, basato sull'alimentazione, sulla balneazione, sull'esposizione all'aria aperta. E quindi molta attenzione anche qua è dedicata proprio a questo rapporto, allo rapporto tra gli spazi esterni e gli spazi interni. Quindi anche qua ampie terrazze e dalla presenza delle piscine, appunto le piscine di acqua di mare, che poi vedete qui in una foto di una rivista online, di una pubblicità online, si vede anche come apparivano all'epoca e come sono state oggi riattivate perché ancora adesso
svolgono il loro servizio, cioè di piscine di acqua di mare per scopi terapeutici. E lì vedete in alto a destra quello che era la maquette, il plastico dell'organizzazione delle piscine originarie, perché queste piscine di acqua salata poi sono state chiuse e poi sono state riattivate nel 2002 e comprendono in tutto 3 vasche. L'interesse di queste grandi strutture era tale nella seconda metà dell'Ottocento che addirittura un Prix de Rome, quindi un premio, il massimo riconoscimento nel campo dell'architettura, un anno viene dedicato esclusivamente agli ospizi marini. E uno di questi, quello che vedete qui, è un progetto che ha pubblicato Walter Balducci nella sua pubblicazione del 2005, mostra come questi caratteri finora evidenziati compaiono anche all'interno di una progettazione dedicata da parte di architetti che si sfidavano su un tema, su questo tema in particolare, dove ritornano gli esempi e gli elementi che abbiamo visto finora. La corte, l'apertura verso lo spazio esterno e grande compenetrazione tra aree aperte e aree chiuse, quindi giardini interni, corti e abbraccio, diciamo, architettonico verso il mare. Ma anche in Italia abbiamo la nostra prima esperienza del 1862, che è quella di Viareggio, il primo ospizio marino a Viareggio. È interessante perché questo è un acquerello che è stato realizzato del Palazzo delle Muse, così chiamato perché nella sua realizzazione sono intervenuti anche diversi artisti, ed è interessante perché nasce su una spiaggia incolta, vicino al mare. Poi questa spiaggia si è come ritirata, diciamo, come lasciato, come indietreggiata, per cui questo enorme edificio è rimasto, si è allontanato dal mare e si è invece avvicinato alla città. Ed è stato pian piano circondato da nuove costruzioni, da costruzioni residenziali. Quindi è uno di quei casi in cui il cambio di destinazione d'uso è stato dettato dalle esigenze di modificare la destinazione sanitaria in una destinazione forse anche più gradita, ma in una funzione di tipo più urbano, quindi una scuola e una biblioteca. Anche perché appunto vediamo come in questo caso sia stato inglobato all'interno di una realtà urbanizzata e quindi veniva anche un po' meno la sua funzione. Queste sono delle foto che ho ritrovato di quello che era appunto anche qua le caratteristiche dell'ospedale prima delle sue modifiche, e vedete anche qua la presenza dei giardini, delle arcate, del passaggio di luce e di aria che avveniva attraverso le sue strutture. E qui invece abbiamo un enorme, ancora un grande ospedale francese, Judicot, in Francia, ed è uno dei primi del nuovo secolo, che ha dimensioni particolarmente grandi. Viene costruito per ospitare fino a 1400 bambini. E si trova tra l'altro davanti nei pressi di Dunkerque. Infatti è stato anche immortalato nell'ultimo film sullo sbarco su Dunkerque, perché parte, diciamo, della scena del reimbarco dell'operazione Dinamo. E questo qui è interessante anche perché è stato uno di quegli ospizi che è andato completamente in rovina, perché nel 1946, cioè durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato distrutto, quindi ha subito numerosi problemi di conservazione. Ma nonostante ciò è stato completamente ricostruito nel 1946 ed oggi svolge una funzione di rieducazione funzionale. Ma è interessante anche per un altro aspetto, perché per rifornire questo grandissimo ospedale si erano attivate
realizzate 3 grandi fattorie, anche loro con dei caratteri architettonici e ambientali molto interessanti, che si cerca di recuperare, di ricostruire, oltre ad essere un luogo molto interessante sia per quanto riguarda le strutture militari, no? dei fortini della Seconda Guerra Mondiale, ma anche per la presenza della duna di Marchand. Ed è quindi al centro di un grande progetto ambientale che comprende le strutture architettoniche delle grandi aziende e l'ospedale che continua a svolgere la sua funzione, nonché tutti gli aspetti connessi alla spiaggia e alle dune di Marchand. Infine, un esempio spagnolo che è il sanatorio di Gorlitz, nei Paesi Baschi. Quindi questo sanatorio si trova vicino a Bilbao e copre un'area circa di 800.000 metri quadri. Apre nel 1919, quindi 9 anni dopo il Zuidicot, e apre come centro per bambini affetti da tubercolosi. Le caratteristiche interessanti di questo luogo sono soprattutto ambientali. È una spiaggia del nord della Spagna, ma che ha una particolare esposizione, in cui la luce del giorno è molto, diciamo, dura tantissimo. Ci sono moltissime ore rispetto ad altre locazioni, ad altri luoghi di esposizione ai raggi solari. Ed oltre è circondato da dune di sabbia asciutte. È il quarto sanatorio spagnolo e il primo sanatorio costruito in cemento armato. Vedete anche qua di nuovo le caratteristiche tipiche di questi sanatori, realizzati con grandi affacci e logge aperte sulla vista mare, la prossimità alla spiaggia, la prossimità alla grande città, e la struttura anche qua a padiglioni. C'è una struttura che, nonostante il primo nucleo, anche questo realizzato con le 2 ali e il corpo centrale, abbia un aspetto piuttosto compatto, vedete sulla destra quanti e quali sono padiglioni che si sono aggiunti nel tempo per poter adeguare alle esigenze che mutavano costantemente nel tempo la struttura originaria. E quindi si è aggiunto il reparto per gli infettivi, il padiglione delle monache, le cucine, i servizi, tutti diciamo padiglioni che si collocavano negli immediati paraggi proprio per poter assolvere alle varie funzioni in maniera diretta. Questo ospedale, che si ispira anche, come il nostro, a Berck-sur-Mer, ha il suo punto forte nell'elioterapia, proprio per questa particolare esposizione ai raggi solari. Durante la guerra civile viene evacuato nel 1937, ma ritornano. Nel 1979 sono aboliti i limiti di età, per cui diventa un ospedale per tutti, e nel 1985 diventa parte anche questo di un ospedale, di un grande complesso di ospedali. E non nasconde, diciamo, problemi economici legati alla manutenzione, alla grande difficoltà di riutilizzo di un edificio del genere, eppure è stato convertito in un centro per le cure palliative, per cui svolge ancora la sua funzione sanitaria. Anche qua è caratterizzato da elementi architettonici particolari, tra cui un rivestimento in maioliche che in qualche modo offrono anche un riparo dall'aggressione degli agenti atmosferici. E con questo mi pare di, ecco, un'immagine su quella che è l'attuale situazione e di quanto questo ospedale faccia un punto di forza del suo rapporto con la storia e con la memoria di questo luogo. Quindi traspare molto orgoglio in questo senso, nel essere riusciti a dare una continuità nel tempo a quella che era l'attività per cui è nato questo ospedale.
per cui le cure e l'attuale destinazione in qualche modo riprende quella del passato e ne beneficia, quindi delle strutture e della sua come dire, della continuità nel tempo di questo edificio. Quindi questo è solo una semplice, diciamo, carrellata, perché per quanto all'inizio mi sembrava un tema complicato da indagare anche per motivi così di ricerca, di materiali, di fonti. In realtà ne ho trovati moltissimi e ci sono anche altri esempi minori dislocati in tante altre situazioni europee e non, che sono molto interessanti e che comunque ci offrono uno spunto di riflessione su come siamo in fondo tutti quanti uniti nel domandarci quale possa essere la funzione e quale possa essere il ruolo di queste strutture che sono nate in un contesto sociale, storico completamente diverso, ma che però offrono ancora oggi uno spettro di possibilità che vanno indagate attraverso la conoscenza di questi posti, attraverso lo studio e la comparazione con casi analoghi. Quindi io da un lato penso che mi sono anche confortata l'idea che molti di questi svolgono ancora la loro funzione, anche nelle loro difficoltà non manifeste, cioè abbastanza manifeste, e quelli che comunque hanno cambiato destinazione per adeguarsi anche alle esigenze, diciamo, di tipo territoriale, hanno mantenuto la loro identità, sia strutturale, architettonica che spaziale. E quindi mi auguro di avervi dato qualche spunto per il successivo momento dedicato al dibattito. Vi ringrazio. Grazie Emanuela, e ci hai fatto vedere in modo un po' amaro per noi che in alcuni casi questa destinazione è stata conservata e non è certo il caso dell'ospedale al mare, e comunque conforti nella nostra tesi che l'ospedale al mare sia da preservare come un complesso, come un corpo unito, un valore che è dato dal tutto, non solo dai singoli padiglioni, per cui distruggerne 5, oltre che essere uno scempio, proprio non ha senso. Si perde il senso della storia e anche della nostra identità. E adesso darei la parola al dottor Andrea Grigoletto, esperto di legislazione in materia di beni culturali, il nostro consulente, che ci parlerà del nostro ricorso. Genesi e profili giuridici del ricorso al TAR Veneto. Prego. Benissimo, buonasera a tutti. Volevo iniziare, innanzitutto non avrò delle bellissime slide come le due relatrici che mi hanno preceduto. Parlerò a video e vi farò vedere solo qualche piantina tecnica per cercare di spiegare meglio il mio intervento. E quindi cercherò anche di rallegrarvi un po' anche il più possibile una trattazione che altrimenti sarebbe giuridica e noiosa. Allora, cosa innanzitutto volevo solo premettere dicendo cosa ci fa un abitante della terraferma a parlare del Lido e dell'ospedale al mare. Mi sembrerebbe la canzone di Renato Zero, Il Triangolo. Il tuo ruolo, mi spieghi qual è? Allora, una parola la spendo per spiegare il mio ruolo. Io arrivo il day after, proprio il giorno dopo la chiusura del triste capitolo del 2011, il nuovo Palazzo del Cinema, East Capital e quant'altro. Sono stato contattato prima da Nelly Elena Vanzà Marchini e poi da varie associazioni del Lido, anche i ragazzi che lavoravano al Marinoni, l'Alessandra Manzini e altri,
e mi ricordo a questo proposito le prime conversazioni fatte io, Nelly Elena Mazzamarchini e il dottor Giancarlo Bagarotto nella sua villa di Cortina. Quindi l'occasione anche per ricordare una persona che non c'è più, Giancarlo Bagarotto, membro del Collegio dei Provviri di Italia Nostra, che seguiva anche gli ultimi anni con molta attenzione la vita dell'associazione e che ha avuto un cursus honorum da magistrato eccezionale, persona simpaticissima, accoltissima, e che ha terminato la sua carriera da presidente del TAR del Friuli Venezia Giulia. Poi alla fine noi parliamo del TAR, insomma. E l'occasione mi è gradita, visto anche che parliamo di persone che non ci sono più, persone sempre coltissime che ci hanno illuminato con la loro esistenza e con il loro esempio. Ricordo anche l'architetto Renato Padoan, e con una certa... No, ma non sono io che ho toccato, Vi chiedo cortesemente di non toccare la condivisione dello schermo, perché sennò io non riesco ad operare con il mio materiale. Il signor Willy è entrato col nome di Willy, dovrebbe chiudere la condivisione. Perché io sennò non riesco ad andare avanti. Se qualche città... Ecco, benissimo, grazie. Stavo ricordando l'architetto Renato Padoan, che questa è la prima videoconferenza che viene fatta a nome del centro e quindi volevo ricordarlo. Quindi dopo questi primi incontri fatti nel 2011-2012 mi dicevano: Grigoletto, lei che ha tempo, come se io avessi tempo da vendere, si lega le carte, una marea di carte, e ringrazio un'altra persona che devo ringraziare, Cristina Romieri, che col suo brogliaccio infinito comunque abbia consentito un po' di orientarmi in questa mare magnum delle vicende nel nuovo Palazzo del Cinema. Mentre cercavo di capire qualcosa, cosa succede nel 13? L'ospedale al mare viene venduto a Cassa Depositi e Prestiti. E allora io ho detto: cambiamo prospettiva. Invece di vedere cosa si è fatto per il passato, acqua passata non macina più, andiamo a parlarci con questi che hanno acquistato l'ospedale al mare. Quindi è nata l'idea del verbale fra le associazioni del 2000 e del 2015, l'incontro a Roma nel 18, il giorno della tempesta Vaia, ecco, ma ricordo anche che poi comunque c'è stato l'incontro poco prima del lockdown del 2020 presso la sede del COA in Piazza San Marco con Cassa Depositi e Prestiti, a cui sono seguiti anche degli incontri in videoconferenza, che, come ha detto l'ex presidente Felsuoc, comunque non sono stati altro che l'illustrazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti del loro progetto, non c'è stata alcuna interazione, insomma, ecco. Poi l'avvocato Sartore Scaleca, che è collegato, che saluto e che ringrazio, ha avuto l'incarico di fare il ricorso al TAR contro l'autorizzazione alla demolizione della Corepaccu del Veneto, e quindi, visto che io ero persona addentro, mi ha chiamato e quindi ho curato la parte che riguarda i vincoli storici e artistici del ricorso come collaborazione con l'avvocato. Quindi il ricorso è molto grande, c'è una parte prettamente procedurale di cui non parliamo. L'incontro di oggi è dedicato alla parte dei vincoli. Quindi brevemente a pesce. Allora, per tutti i motivi che avete sentito, il 20 maggio del 2008 tutto il complesso dell'ospedale al mare è stato dichiarato di interesse culturale dall'allora direttore dei beni culturali del Veneto, Soragni. E adesso io vi faccio vedere. Ecco la piantina. Questo è proprio il decreto di vincolo, vedete il bel timbro inchiostrato, insomma, ecco, quando Renzi ci parla di amministrazione digitale, però abbiamo ancora i timbri inchiostrati. Sostanzialmente sono 3 aree. C'è il vero e proprio corpo dell'ospedale al mare,
l'area della Favorita e l'area ex ginecologia dall'altra parte del via dell'Ospizio Marino. All'interno del corpo principale, vedete qui in alto dove ho la freccia, questo è il monoblocco. Allora c'è da dire che il vincolo è di una doppia tipologia. È vincolato tutto il sedime in rosso, poi all'interno sono vincolati tutti gli edifici che vedete in nero, tranne il monoblocco. Quindi i padiglioni di cui poi noi discuteremo sono vincolati sia come sedime che come fabbricati. Ad integrazione di questo atto di vincolo ci sono stati altri 3 decreti di vincolo. Il 1° dicembre del 2008 parti mancanti della Favorita, poi il 30 novembre del 2011 è stato vincolato l'ex piazzale di Bagni Popolari e un ulteriore vincolo l'8 novembre del 2011. Questa è la situazione vincolistica. Sono stati dichiarati di interesse culturale dal direttore appunto pro tempore e quindi sono beni culturali a tutti gli effetti, protetti dalla parte seconda del codice. Tanto per farvi un esempio, molto dozzinale, ma tanto per capirci, è lo stessa tipologia di vincolo che c'è sugli edifici di Piazza San Marco. Quindi non ci sono edifici di serie A, vincoli di serie A e vincoli di serie B. Essendo edificio di interesse complesso, di interesse culturale, nel momento in cui, dichiarati nel 2008, nel momento in cui sono stati venduti da il Comune di Venezia, Cassa Depositi e Prestiti, si è dovuto, ai sensi dell'articolo 55, essendo un bene culturale appartenente ad un ente territoriale, si è dovuto chiedere l'autorizzazione all'alienazione sempre al Ministero dei Beni Culturali. All'epoca, siamo nel 2013, c'è ancora la direzione regionale perché non è ancora arrivata la riforma Franceschini. Si chiede l'autorizzazione all'alienazione dal Comune a Cassa Depositi e Prestiti, salto tutto il capitolo della vendita tra ULSS e Comune che non ci interessa, ci fa solo confusione, perché già l'autorizzazione all'alienazione è complessa. Perché è complessa? È complessa perché l'autorizzazione del dicembre 2013, 16 dicembre 2013, fa riferimento a ben altre 4 autorizzazioni all'alienazione, una del 2009, una del 2010 e 2 del 2011. E mi chiedete da dove saltano fuori queste 4 autorizzazioni all'alienazione? Sono le autorizzazioni che erano state date per la vendita dell'ospedale al mare dal Comune a East Capital, che non c'è stata. Allora Soragni cosa ha fatto nel 13? Ha detto, visto che abbiamo lavorato tanto come MIBACT e le prescrizioni che abbiamo dato nel 9, nel 10 e nell'11 sono ancora opportune e sempre quelle sono le prescrizioni, nel 13 richiamo le autorizzazioni all'alienazione precedenti che quindi riprendono vita. Questa cosa qui adesso la mettiamo un attimino da parte. È quello per una specie di preambolo che ci servirà poi in seguito. Quindi c'è stata la dichiarazione dell'interesse culturale, le autorizzazioni all'alienazione. Una volta che è stato venduto nel 13, nel dicembre del 13, sono passati anni e nel 20 il proprietario Cassa Depositi e Prestiti chiede l'autorizzazione, non c'è più la direzione regionale del MIBACT, perché nel 2014 c'è stata la riforma Franceschini che ha creato la Corepacu
la Commissione regionale del patrimonio culturale del Veneto, che è composta da tutti i soprintendenti della regione, di tutte le soprintendenze della regione, più il direttore del polo museale, che ha tutta una serie di competenze che non illustreremo stasera. Fra le varie competenze anche l'autorizzazione alla demolizione. Autorizzazione alla demolizione che è stata chiesta e che è stata data il 24 giugno del 2020. Italia Nostra ha deciso di impugnarla e l'avvocato Sertore ha detto, Grigoletto, mi studi questa parte qui. E io, diciamo così, da delfino curioso, ho trovato delle cose che adesso, interrompo la condivisione perché devo consultare altre cose, vi vado a illustrare. Quindi la mia relazione cercherò di essere il più veloce possibile, ma purtroppo le cose da dire sono complesse, ma cercherò di essere comunque veloce. Ci sono 5 motivi di impugnazione, più quelli procedurali che non analizzeremo, poi farò una breve riflessione giuridica alla fine e poi ci sarà un epilogo. Allora, il primo motivo di impugnazione è questo sostanzialmente. Riguarda l'esercizio di discrezionalità amministrativa da parte dell'amministrazione dei beni culturali. Per far questo andiamo a vedere cosa scrive Cassa Depositi e Prestiti alla Corepacu per poter chiedere l'autorizzazione all'alienazione. Sostanzialmente Cassa Depositi e Prestiti scrive alla Corepacu: sono il proprietario. Ti chiedo di demolire 5, ecco, casomai vi faccio vedere brevemente quali sono, di cosa stiamo parlando. Ecco, questo sì magari è opportuno, aspettate che cerco la diapositiva, eccolo qua. Questo magari come preambolo è giusto che vi faccia vedere. Ecco, questo è l'ospedale al mare, questi in grigio sono i padiglioni vincolati. Vedete? Perché di solito Zoom ha un po' di ritardo. Benissimo. È stata chiesta l'autorizzazione della demolizione dei padiglioni contrassegnati in arancio, quelli fronte mare, perché il mare, diciamo, è nella parte inferiore dello schermo. Si tratta di padiglioni Verona, Vicenza, Venezia, orfani di guerra e il terzo è il, adesso ve lo dico subito, è il Belluno, esatto, che è questo al centro. Interrompo la condivisione e allora brevemente facciamo così. Allora, vi dicevo, quando Cassa Depositi e Prestiti ha chiesto di demolire i padiglioni, quelli che abbiamo visto, fa una ristanza e motiva perché e chiede di demolire i padiglioni. Allora, leggo, sono 2 frasi molto veloci. Le ragioni che spingono alla presente istanza sono di natura prevalentemente economica, quindi lo dicono e ci leviamo ogni pensiero, in quanto il possibile recupero dei padiglioni, anche con una destinazione d'uso ora diversa, non è ritenuto sostenibile rispetto a standard previsti dai 2 gestori individuati, Club Med e TH Restort, standard definiti, consolidati nel tempo, difficilmente adattabili in una struttura nata per un ospedale. Seconda frase. Inoltre si specifica che da uno studio eseguito, a causa dell'altezza dei piani e della posizione delle finestre e delle murature, nei padiglioni di cui si chiede la demolizione si sarebbe potuto sistemare solo 1/3 delle camere richieste dagli operatori, TH Resort e Club Med, cosa che dunque avrebbe determinato la non sostenibilità economica dell'intervento. I nuovi fabbricati previsti in sostituzione mantengono comunque l'allineamento dei padiglioni da demolire in modo da conservare l'impianto urbano esistente. Allora, tralasciamo
velocemente faccio solo un accenno sul fatto che qui c'è la funzione che comanda la forma. Mi sembra che sia, dal punto di vista della storia dell'architettura, un approccio di 50 anni fa. Ci è servito Aldo Rossi per dirci che le forme urbane hanno una genesi e un loro significato e non possono essere sacrificate per le funzioni che vi vengono inserite. Però ovviamente io sono laureato in legge e non posso farvi un trattato di storia dell'architettura, quindi questo è solo un veloce accenno. Un altro accenno, dico questo, bisognerebbe stigmatizzare la circostanza secondo cui il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, nelle proprie valutazioni sulla culturalità del bene, dovrebbe tenere in considerazione le esigenze di TH Resort e Club Med sul numero delle stanze allocabili. Cioè dire al Ministero dei Beni Culturali me lo deve demolire perché ci devo rimpinzare di più camere d'albergo possibile, anche questa è qualcosa che dà molto l'amaro in bocca. Ma tuttavia non è questo l'oggetto del contendere. Vedete come ci sono tante criticità anche dal punto di vista culturale. No, ma la criticità più grande è un'altra. È questo che il Ministero dei Beni Culturali nelle sue decisioni debba valutare anche elementi di natura economica, funzionale, come la realizzazione di camere d'albergo, non è possibile, perché c'è una direttiva del Ministero dei Beni Culturali che andrebbe spiegata nelle scuole, la 24516, scrivete pure, 24516 del 28 settembre 2005, poi confermata da alluvionali sentenze del Consiglio di Stato, dove che si dice che il Ministero dei Beni Culturali, quando va a prendere una decisione, in questo caso la demolizione di padiglioni, che è una revoca del vincolo implicita, insomma, ecco, deve solo guardare l'interesse culturale del bene, cioè esercitare discrezionalità tecnica e non ponderare vari interessi in gioco che è discrezionalità amministrativa. Cioè, faccio due esempi molto brevi. Il Ministero dei Beni Culturali può decidere di demolire un bene culturale perché dice: ho sbagliato, il decreto di vincolo è erroneo, quel bene non ha le caratteristiche che pensavamo che dovesse avere e quindi revochiamo il vincolo. O se no, il bene è demolito, non è più possibile ricostruirlo in seguito a un terremoto, togliamo il vincolo. O autorizziamo alla demolizione un edificio novecentesco perché sotto c'è una straordinaria domus pompeiana romana. Ecco, il Ministero dei Beni Culturali, quando decide la vita a porre un vincolo, eliminare un vincolo, modificare un vincolo, demolire un bene culturale, deve ricercare le decisioni all'interno della culturalità del bene. Questa è la discrezionalità tecnica. La discrezionalità amministrativa è quando si pongono sul piatto della bilancia interessi pubblici diversi. Esempio, un comune che deve decidere: mantengo un parco pubblico o è prioritario farci passare una tangenziale? Discrezionalità amministrativa, perché valuta una bilancia vari interessi. Il Ministero non lo può fare, deve le proprie determinazioni trovarle sempre per la migliore conservazione e fruizione del bene. Qui lo dice chiaramente questa direttiva ministeriale. Ve la leggo, anche questa è una frase. In questo ambito, dice il Ministro dei Beni Culturali nel 2005, si è sempre escluso che l'amministrazione dei beni culturali possa svolgere apprezzamenti di discrezionalità amministrativa, il bilanciamento, coinvolgenti la comparazione tra interessi pubblici e tra interessi pubblici e privati, al fine della scelta discrezionale su quale interesse
debba in concreto prevalere e ricevere tutela. Si è sempre negato che questa amministrazione possa svolgere un tale tipo di apprezzamento, in ragione del fatto che la scelta di prevalenza dell'interesse culturale è stata già compiuta una volta per tutte in apicibus dall'articolo 9, secondo comma della Costituzione e dalle norme di legge ordinarie interposte dalla legge Bottai del 39 al codice unico del 99 al codice, scusate, al testo unico del 99 al codice dei beni culturali del 2004. Quindi è assolutamente vietato ponderare un interesse. Io consento che venga demolito un bene culturale perché ci devo mettere una camera d'albergo. Questo non è possibile, non si fa. Il Consiglio di Stato, una marea di sentenze, e dice anche le conseguenze. Vi cito solo la sesta sezione del Consiglio di Stato 23 luglio 2015 numero 3652, che mi dice chiaramente: perciò, per quanto concerne il ruolo del MIBAC nel procedimento, le valutazioni di comparazione e ponderazioni di interessi proprie della discrezionalità amministrativa restano del tutto estranee alla fattispecie di legge e, ove di fatto introdotte, rendono l'atto viziato per eccesso di potere. Ecco, io direi che già questo sarebbe un pilastro per dire come l'atto adottato dalla Commissione regionale del patrimonio culturale di demolizione di padiglioni sia un atto che scricchiola. Ma andiamo avanti, ci sono altri elementi che fanno in modo che creano dei dubbi al delfino curioso, insomma, ecco. Nell'atto impugnato si legge a un certo punto, quindi nell'autorizzazione alla demolizione: i precedenti autorizzativi, nota della Soprintendenza 9023 del 9 giugno 2011 e successiva conferenza di servizi del 22 luglio 2011, si prevedevano, cioè dicono sostanzialmente: considerati che i precedenti autorizzativi, nota Soprintendenza e conferenza dei servizi del 2011, che prevedevano la demolizione di diversi padiglioni e le sostanziali trasformazioni di quelli lato mare, altresì oggetto della su indicata istanza, quindi in virtù di questi precedenti autorizzativi è uno dei motivi per cui si autorizza la demolizione. Quindi abbiamo detto che c'è l'illegittimità io comunque ti do l'autorizzazione perché già nel 2009 la soprintendenza aveva autorizzato le demolizioni. Ma andiamo a vedere cosa aveva autorizzato la soprintendenza nel 2011. Aveva autorizzato la demolizione degli edifici EFHILMOP, che non sono i padiglioni, che non sono i padiglioni vincolati. Ma adesso andiamo a vedere cosa sono queste lettere. Vedete? Sono questi edifici, praticamente edifici in giallo, che sono delle superfettazioni successive. Non ha la soprintendente del 2011, Renata Codello, autorizzato a toccare i padiglioni lato mare e non poteva neanche farlo. Ha autorizzato la demolizione, vedete qui al centro, del padiglione Belluno. Ma però con quali motivazioni?
andiamo a leggerle brevemente. Autorizza la demolizione del padiglione Belluno. Sorge lungo il percorso centrale, abbiamo visto, dell'area ospedaliera. È datato 1924 e presenta analogie costruttive con il padiglione Friuli, realizzato nel 21. Con tutta probabilità l'edificio era in origine a 2 piani, successivamente sopraelevato. La conferenza di servizi del 2010 ha approvato l'ipotesi di demolizione senza ricostruzione del padiglione Belluno, ritenendo di prevalente interesse la restituzione dell'unitarietà degli spazi destinati a verde all'interno del complesso dell'ex ospedale al mare. Il recupero di tale sedime, liberato dal soprastante edificio, rende possibile una effettiva leggibilità della configurazione originale dell'insieme, costituita da una sequenza ordinata di padiglioni oggetto di restauro e recupero edilizio architettonico. Si rendono così apprezzabili i caratteri costruttivi e formali di maggiore qualità architettonica del complesso, sottolineati nell'ampia percorribilità dello spazio libero interno, appunto destinato a verde. Cioè la Copripacu, cioè richiama un atto che non autorizza la demolizione dei padiglioni vincolati, e autorizza la demolizione di piccoli edifici minori, addirittura abusivi. Viene autorizzata la demolizione solo del Belluno, ma perché dalla corte interna si possa godere di tutta la magnificenza del complesso monumentale, che viene riconfermata nell'atto richiamato dalla Corepacu, che vuole sbriciolare questo complesso. Allora, il sospetto che ho avuto io, con tutte queste lettere e numeri, è che qualcuno, non so chi, io non sono nessuno per dire chi è stato, abbia voluto fare una supercazzola giuridica. Cioè, della serie, andiamo a citare un provvedimento di demolizione, qualunque esso sia, chi è che andrà mai a controllare? Eppure c'è anche il delfino curioso giuridico, insomma, ecco. Quindi abbiamo visto che questo richiamo ai precedenti atti della soprintendenza è totalmente inconferente, è totalmente ingiustificato. Anzi, se vai a leggere questi atti, la Cordello diceva che è un complesso, un monumentale di straordinario interesse. Detto questo, andiamo, già questo basterebbe, possiamo chiudere e andarci a mangiare il minestrone stasera, ma purtroppo c'è dell'altro, perché piange il cuore vedere che provvedimenti amministrativi siano scritti così. Guardate, non è una gioia dal mio punto di vista andare a dire queste cose. Perché cosa dice poi la Corepacu del Veneto? La Corepacu del Veneto dice che uno dei motivi per cui si va a autorizzare la demolizione è perché i padiglioni sono in un pessimo stato di conservazione. Ma non si può dire una cosa di questo tipo. Cioè, io demolisco un bene culturale perché non è in buono stato conservativo. Per 2 motivi. Il primo e più importante: c'è un'alluvionale giurisprudenza del Consiglio di Stato che dice che il cattivo stato di conservazione dell'immobile non incide negativamente sul regime di tutela. Cosa vuol dire? Non posso togliere la tutela di un bene perché è preso male. Assolutamente. Anzi, andando a leggere le sentenze del Consiglio dello Stato italiano, leggiamo cose ben più gravi. Faccio solo un esempio. Una per tutte. Sesta sezione 4220 del 10 settembre 2015. Cosa ci dice il Consiglio di Stato? Le eventuali condizioni di degrado di un bene non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall'intento di tutelare i valori estetici
o paesaggistici dallo stesso rappresentati, poiché l'esistenza stessa del vincolo consente di imporre al proprietario l'adozione delle cautele e degli interventi necessari per la conservazione del bene medesimo. Cioè, se un bambino è malato, non è che lo ammazzi in culla, cioè lo porti dal miglior primario e dal miglior medico. Tutelarlo vuol dire consentire che quello che rimane del bene di conservarlo nel miglior modo possibile. E qui veniamo a una conseguenza. Il bene è stato acquistato da Cassa Depositi e Prestiti nel 13, è stato vincolato nel 2008, quindi Cassa Depositi e Prestiti sapeva bene quello che acquistava, non è stato un acquisto incauto. E allora se noi andiamo a guardarci l'articolo 30 del Codice di Beni Culturali, al comma 3, i privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenute a garantirne la conservazione. Questi erano proprietari dal 13, da 7 anni, hanno fatto piccoli interventi al Marinoni perché sono stati obbligati, tutti i resto dei padiglioni non sono stati oggetto di nessun tipo di intervento e dopo nel 20 chiedono la demolizione. Se fosse introdotto questo principio giuridico nell'ordinamento che in un proprietario privato basta che non ha voglia, non ha soldi per restaurare un bene, basta che lasci passare il tempo, il bene va in malora, chiede l'autorizzazione alla demolizione e ha risolto i suoi problemi. Ma non funziona così. Perché c'è da dire che insieme all'articolo 30 va letto anche l'articolo 32,1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero il Ministero provvedervi direttamente e poi presentare il conto al proprietario. E quindi c'è anche da dire il Ministero dov'era? Qui è una domanda che lascio a voi la risposta perché non abbiamo tempo, perché purtroppo non sono solo questi i vizi dell'atto. Andiamo avanti velocissimamente. Sono stati scelti questi padiglioni da battere. Praticamente 5 su, adesso vi dico, 5 su 22. Ma nel provvedimento della Corepaccu non c'è scritto perché li hanno scelti. Non c'è scritto che si erano sbagliati, non avrebbero dovuto nel 2008 essere vincolati. Non c'è neanche scritto che perché erano quelli dal punto di vista conservativo che avevano più problemi. Non c'è scritto niente, si demoliscono quei 5 lì. Escludo che la Corepaccu abbia messo il numero di padiglioni dentro dei bussolotti, messo i bussolotti dentro l'urna e tirato a sorte. Non è assolutamente è stato fatto così. Evidentemente si è appoggiata, che è stata fatta, alla relazione istruttoria della soprintendenza. Allora andiamo a vedere cosa dice la relazione istruttoria della soprintendenza. Allora, la relazione istruttoria della soprintendenza, che è datata allora 29 gennaio 2020, protocollo 1285, cosa ci dice? Nella relazione istruttoria ci saranno le motivazioni per cui vengono scelti quei 5 padiglioni. Delfino curioso va a leggere l'atto della soprintendenza e Delfino curioso rimane molto sorpreso, perché cosa c'è scritto nell'atto della soprintendenza? Ah, questa soprintendenza non si è espressa sulla richiesta di demolizione, né
sull'ipotesi di futuro sviluppo del compendio, in attesa delle determinazioni di codesta direzione e delle verifiche sopra richiamate. Apprendiamo che la soprintendenza non solo non ha scelto i padiglioni da abbattere, ma non ha neanche dato l'autorizzazione, dato un parere positivo all'autorizzazione alla demolizione. Ma non solo, nella lunghissima relazione della soprintendenza noi leggiamo cose di questo tipo. Faccio velocemente perché il tempo è pochissimo, limitatamente ai padiglioni che ci interessano. Il padiglione, scrive la Soprintendenza di Venezia nel 20. Il padiglione Vicenza risulta anch'esso realizzato nel 1923 con la denominazione iniziale di padiglione chirurgia donne, divenuto Vicenza nel 26, sempre sulla linea prescritta dal progetto dell'ingegnere Spandri nel 21 per i cosiddetti padiglioni comuni, come ha richiamato Nelli. Vicenza e Venezia, dice la Soprintendenza di Venezia, risultano quindi due padiglioni fronte mare che rispettano nella loro conformazione l'innovativa idea iniziale del tecnico progettista. Cioè, apprendiamo che non solo la Soprintendenza non si è espressa, ma la Corepacu ha scelto per la demolizione proprio i padiglioni che la Soprintendenza di Venezia indicava come i più preziosi, il nucleo originario del 21. Cioè, dire che questo è un atto viziato di eccesso di potere, cioè tu dai l'incarico alla soprintendenza di settore, perché come ha detto nella Corepacu ci sono tanti soprintendenti, la tua soprintendenza di settore fatta di architetti ti dice non toccare quei padiglioni lì che sono quelli originari, e tu senza motivare il dissenso autorizzi alla demolizione proprio di quei padiglioni là. Mi sembra che le circostanze si commentano da solo. Ma comunque non finiamo qua, e sto andando verso la fine, ma purtroppo le tematiche erano tante. Cosa abbiamo detto? Cosa abbiamo detto? Che la vendita, quindi non la demolizione, la vendita nel 2013 è stata autorizzata facendo riferimento alle precedenti autorizzazioni alla vendita. Ma cosa dicevano queste autorizzazioni alla vendita, all'alienazione? Saltiamo tutte le cose che non ci interessano. Comunque davano un termine. Visto che l'ospedale al mare era preso in condizioni molto critiche, veniva dato un termine tassativo al soggetto proprietario da parte del Ministero di effettuare l'opera di valorizzazione entro 4 anni tassativi. 13 più 4, casa mia, fa 17. E non hanno rispettato le autorizzazioni e le prescrizioni dell'autorizzazione all'alienazione. E cosa succede? Gli si tira le orecchie, gli si dà una multa al proprietario che non ha rispettato le prescrizioni? No, ce lo dice sempre il codice Urbani. Il dottor Grigoletto non si inventa niente. Andiamo all'articolo 55 bis. Nel contratto di vendita è stata inserita una clausola prevista dalla legge che dice se il proprietario non rispetta le condizioni poste, deve restituire il bene a chi gliel'ha venduto. Quindi la soprintendenza deve scrivere al comune, che è l'ex proprietario, il quale deve, ai sensi della clausola risolutiva espressa, che ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e 55 bis del Codice dei Beni Culturali, farsi dare indietro l'ospedale al mare da Cassa e Depositi e Prestiti. Ma la cosa carina è che il comune non deve dare indietro i soldi. Il Cassa Depositi e Prestiti deve ridargli indietro il bene gratuitamente.
Se io fossi Brugnaro e non me ne importa nulla degli aspetti ambientali, culturali, sociali, ma io me lo faccio andare indietro e me lo rivendo un'altra volta. Lo faccio solo per business. Ma il contratto che ha venduto il bene deve essere risolto di diritto perché non sono state rispettate le prescrizioni contenute nel contratto stesso, quindi vincolo pubblicistico e civilistico. Abbiamo visto prima, e mi vado verso la conclusione, abbiamo visto prima cosa diceva Cassa Depositi e Prestiti a un certo punto. Diceva, quando chiedeva l'autorizzazione all'alienazione, i nuovi fabbricati mantengono comunque l'allineamento dei padiglioni da demolire, in modo da conservare l'impianto urbanistico preesistente. Adesso io vi faccio vedere, allora, un attimino, che cerco questa cosa qui, un attimo solo, vi faccio vedere l'impianto del progetto, dell'idea di progetto di CDP. Un attimo solo, che adesso lo cerco. Ecco, questi sono i nuovi padiglioni che ha previsto CDP. Secondo voi mantengono l'impianto urbanistico originario? Questi che loro chiamano cannocchiali, io li ho solo contornati in fucsia, sempre per un omaggio al nostro carissimo sindaco, e le frecce le ho aggiunte io. Sono esattamente perpendicolari alla forma originaria dell'ospedale al mare. Quindi chiedere l'autorizzazione all'alienazione, chiedere l'autorizzazione alla demolizione, appunto la demolizione, dicendo che l'impianto urbanistico non viene modificato, cioè anche questa, scusatemi, è una cosa che da una società dello Stato uno non se le aspetta. E perché da una società dello Stato? Perché questa è la conclusione finale. La conclusione finale è questa, che il proprietario dell'area è Cassa Depositi e Prestiti Investimenti, che adesso si chiama Immobiliare SPA SGR. Appartiene al gruppo Cassa Depositi e Prestiti per il 70%, che a sua volta è quasi interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Una recente sentenza adottata per altri, emessa per altri scopi, che sono quelli dell'applicabilità dei principi dell'evidenza pubblica, la 964 del 2020 della quinta sezione del Consiglio di Stato qualifica Cassa Depositi e Prestiti come organismo di diritto pubblico. Quindi la favola che ci dicono noi gestiamo i risparmi privati e quindi noi siamo privati, in realtà è stata smentita dallo stesso Consiglio di Stato, che qualifica Cassa Depositi e Prestiti Investimenti, ora Cassa Depositi e Prestiti Immobiliari, come organismo di diritto pubblico. Quindi io mi attendo che da parte di un ente pubblico, un organismo di diritto pubblico, da un soggetto che comunque fa riferimento allo Stato, un comportamento sicuramente diverso da quello che abbiamo visto. Chiudo con l'epilogo. L'epilogo è questo. Faccio sempre condivisione dello schermo. Ecco qua, volevo citare un bellissimo articolo di Isabella Brega sul numero di Qui Turing di marzo 2021, quindi quello attualmente in edicola,
su un articolo che è dedicato proprio all'Italia abbandonata, una fragile bellezza. Hanno pazienza gli edifici abbandonati e, prigionieri di un tempo senza tempo, nel moto continuo della trasformazione, vivono non più per addizione, ma solo per sottrazione di amore, di vita, di uomini, di cose, riducendosi a un'essenzialità che è un concentrato di memorie di chi è passato e ha lasciato qui qualcosa di sé, mentre il vento corre dispettoso fra le stanze giocando a nascondino con le lucertole e un Olimpo opaco di dei e ninfe senza gioia si aggrappa alla volta del soffitto per non scomparire. Questi luoghi meritano rispetto per ciò che continuano a rappresentare. Grazie e scusate se sono stato lungo. Allora, grazie dottor Grigoletto, ci ha tenuti inchiodati alla sedia con questa sua esposizione pirotecnica e siamo molto confortati, ma già lo sappiamo perché lo conosciamo bene questo ricorso, e noi ci siamo impegnati moltissimo per farlo andare avanti, per sostenerlo. È un grande impegno anche economico per Italia Nostra, ma siamo convinti della sua assoluta fondatezza. Quindi rivolgiamo indietro l'ospedale al mare e rivolgiamo indietro anche le sue funzioni, anche mutate magari, ma non certo delle camere d'albergo. Ecco, allora, dopo questa excursus approfondito, passiamo all'ultima parte, ma non meno importante, e cioè la parte ambientale, la ricchezza ambientale dell'ospedale, perché l'ospedale, l'unica cosa positiva di questo abbandono è stato che si è rinaturalizzato. E quando nel 2018 ci recammo a Roma per parlare con San Giorgi, l'ultima carta da giocare era proprio questa, e gli chiedevo: ma con una spiaggia rinaturalizzata non si può pensare di fare un albergo e sfruttare questa spiaggia a fini balneari? E San Giorgio ci rispose: ah, beh, splendido! Allora è un valore aggiunto per la proprietà e anche per i nuovi gestori, e ci ammazzò, devo dire. Allora, invece adesso siamo molto rincuorati. Allora passiamo al professor Leonardo Filesi dello UAV, che ci parlerà nella sua relazione del pregio naturalistico del settore costiero antistante l'ex ospedale al mare. Allora, dunque sì, il pregio naturalistico è grande di quell'area, è grande come è grande il pregio naturalistico di tutto il settore costiero dell'Alto Adriatico. Io comincio subito col condividere lo schermo e presentare qualche immagine. Vedete? Vedete? Bene. Allora, appunto, qualche anno fa, 2015, eccetera, su insistenza anche di Alessandra Manzini, che allora era mia studentessa, con Federico Antinori, Antonio Borgo, abbiamo cominciato a studiare quest'area. E allora, dicevo appunto, perché eravamo così interessati a quest'area? Perché adesso, scusate se vi rubo un momento, ma il settore costiero Alto Adriatico è l'unico settore costiero di tutto il Mediterraneo a non godere di clima mediterraneo. Ora, cosa significa questo? Significa che la vegetazione, gli habitat che ci sono in questo breve settore costiero sono unici nel Mediterraneo, e questo significa che sono unici al mondo. Quindi le coste, che sono un sottile settore di territorio, sono sottoposte a una pressione antropica maggiore di tutto il resto del territorio, a un consumo di suolo
importante, sono preziose, e queste sono preziose in particolare. Ma hanno anche di bello però queste coste, che sono veloci nel recuperare, se gli diamo la possibilità di farlo. L'ospedale al mare è stato abbandonato negli anni '80, da allora è stato possibile per la vegetazione recuperare in maniera importante. Vedete, questo è un bellissimo, questa forse è la comunità vegetale più rappresentativa di tutta l'area, questo canneto a canna di Ravenna, che è un habitat di Natura 2000, della direttiva Habitat, ed è molto esteso in tutta l'area. C'è un habitat prioritario, questo qui, l'habitat delle paludi calcaree con Cladium mariscus, un habitat puntiforme, però per quanto puntiforme ha tutto il corteggio floristico giusto, le piante che ci devono essere, che ci sono in altri settori costieri meglio conservati, più profondi soprattutto, e comunque poco presenti in tutto il Veneto, perché poi il Veneto in realtà è la regione che ospita la maggior parte di questi habitat, perché poi il Friuli e l'Emilia Romagna, che pure rientrano in questa parte di dune, di settore costiero nella regione climatica temperata, sono meno conservati. E allora ecco che ci sono habitat come questo, queste dune grigie con vegetazione erbacea, che ospitano specie rare. Questo Centaurium litorale è presente soltanto qui e in pochi altri settori costieri. Questa è la stazione più meridionale in Italia di questa pianta, mentre la stazione più settentrionale quest'altra pianta che ha una distribuzione mediterranea. Quindi un lembo di costa rappresentativo, che ha potuto recuperare in pochi anni una interessante qualità ambientale. Altra specie rara di lista rossa è Trachomydon venetum, una pianta rara presente in Italia soltanto in Veneto e in Friuli. Quasi tutta l'area dell'ospedale al mare, della spiaggia, del settore costiero antistante all'ospedale al mare, è occupata da habitat che sono riconosciuti di importanza comunitaria. Questi 40 anni, ma già dopo 30 anni in realtà, c'è stato un recupero importante della vegetazione. Appunto questi codici che vedete qui, a cominciare dal fondale basso che potrebbe prendere gran parte di tutto l'Adriatico, ci siamo limitati a questo piccolo settore, ma gli habitat dal 2110, che sono le prime dune con qualche scarsa presenza di vegetazione annuale, a quelle più interne, alle bassure umide, questo azzurro che vedete rappresenta quel canneto di Ravenna che vedevamo prima, questo rosso mattone più interno, quest'altro habitat prioritario delle dune grigie, quello che, se avesse tempo di evolvere, probabilmente si trasformerebbe nel tortulo scabbioseto, che forse molti di voi conoscono o quantomeno ne hanno sentito parlare. Insomma, tortulo scabbioseto abbiamo parlato tante volte, magari senza saper bene cosa sia, però alla fine è un nome che, anche quando abbiamo rimesso le mani alla vegetazione delle dune costiere, abbiamo pensato di tenere fermo, perché sennò avremmo creato confusione. Ecco, io sono un botanico, sono affascinato ovviamente più dall'aspetto legato alle piante, ma siamo fuori dal sito di interesse comunitario. Però
questo territorio, questo lembo di territorio, di cosa saranno 10 ettari più o meno, ospita pure animali. Qui nel lavoro nel quale ha dato un contributo importante anche Federico, oltre che Federico Antinori, oltre che Alessandra Manzini, abbiamo visto che appunto Antonio Borgo, abbiamo visto che questi animali importanti dal punto di vista animali di direttiva Habitat vivono qua, vivono in questi habitat anche molto precari. Sono gli animali stessi, questi habitat importanti dal punto di vista della vegetazione, sono habitat di specie prioritarie per la direttiva Habitat e per la direttiva Uccelli, per cui sono funzionali a tutto il settore costiero, anche la parte che è protetta dalla direttiva Habitat, per cui non si può cioè non si può dire semplicemente sono esterni, quindi non ci interessano. Sono esterni, ma sono funzionali a San Nicoletto, sono funzionali a tutto il Lido, per cui vanno assolutamente considerati. Io non vi voglio ingannare, non è un paradiso terrestre questo settore costiero, è abbastanza, come dire, compromesso, cioè sulla parte più verso mare soprattutto c'è una grande quantità di quelle specie cosiddette alloctone invasive, cioè specie che vengono da altri contesti biogeografici e che sono molto, come dire, progetti di pianta che funzionano molto bene, per cui laddove c'è stato soprattutto movimento di terra, eccetera, hanno grande capacità di espandersi e di affermarsi a scapito della vegetazione presente, autoctona. Però queste piante, questa ancora più evidente, ancora più evidentemente alloctona, invasiva, sono piante che comunque hanno svolto un ruolo, un servizio ecosistemico importante, perché hanno trattenuto la costa, hanno trattenuto la duna. Queste sulla duna, soprattutto sulle dune più esterne, morfa fruticosa nella parte interna. Io con l'occhio, io sono un botanico, non sono un muratore, ma avendo ristrutturato un paio di volte una casa, un po' di occhio me lo sono fatto. Ho detto, ma qui sarà almeno 1 metro più alta questa duna rispetto a quelle pulite degli stabilimenti adiacenti. E mi ero fatto questo disegnino così molto rudimentale. Poi, appoggiandomi a un collega molto bravo a lavorare con le immagini LIDAR, con le immagini da satellite, che è riuscito a fare un dettaglio importante della micromorfologia, mi ha confermato che effettivamente eravamo abbondantemente sopra 1 metro di quota rispetto alla spiaggia circostante, e ha ricostruito un'immagine di questo tipo. Ecco, siamo in un mondo che sta andando verso il riscaldamento globale, con il mare che per dilatazione termica si innalza, con le coste in erosione. Avere della vegetazione che mi trattiene quantomeno la sabbia e mi costruisce una duna più alta di quello che c'è intorno, secondo me anche questo non è un bene da poco, è importante. Queste sono immagini che conoscete, dall'83 all'87 al 2010, vedete come dai colori si capisce che
la vegetazione ha preso piede. Google Maps si vede che i colori di San Nicoletto e quelli dell'ospedale al mare sono gli stessi. Poi però proprio quest'estate, ritornando sul luogo del delitto, come dire, mi sono accorto, eravamo di nuovo con Federico Antinori, mi sono accorto che questa dinamica è andata ancora avanti. È andata ancora avanti e è pieno, era già presente questa bellissima orchidea nelle bassure umide, ma adesso ci sono praterie di Ripactis palustris. Questa è una pianta, come tutte le orchidee, che si porta dietro delle informazioni importanti, perché non è una pianta che basta che ci sia un individuo che lascia i semi e se ne va che si espande così. Questo ha bisogno, come tutte le orchidee, di trovare i funghi giusti con i quali entrare in simbiosi micorrizica e diffondersi. Questo equilibrio che si è venuto a formare nell'area dell'ospedale al mare è un equilibrio importante, dove appunto c'è la vegetazione, c'è la morfologia, la duna più alta di almeno 1 metro, c'è la vegetazione, c'è la fauna e ci sono i funghi. E io proprio oggi volevo spendere una parola in più, che in genere non faccio, proprio sui funghi, perché tra i vari autori di quell'articolo che avete visto all'inizio c'era anche un bravo micologo che ci ha detto: ma guarda che qui c'è questa satirella, c'è questa lepista, c'è questa lepiota, questa è una mazza di tamburo in miniatura. L'ISPRA ha recentemente pubblicato un testo interessante dove dimostra che funghi come questi sono presenti in habitat un pochino più maturi di quelli che attualmente possiamo vedere lì all'ospedale al mare. Sono tipici dei ginepreti costieri. Ora, evidentemente, cosa ci raccontano questi piccoli funghi? Ci raccontano che quello che stiamo vedendo attualmente di espansione di specie legnose su quello che avevamo cartografato come dune grigie con vegetazione erbacea, in realtà potrebbero ospitare già qualcosa di molto più strutturalmente, diciamo, più complesso, che è un ginepreto costiero, non a caso anche quello habitat prioritario. Ecco, quindi quello che vale oggi e quello che può valere domani, se minimamente indirizzato nella sua evoluzione, questo piccolo settore di costa ha un valore grande. Un valore grande anche se è piccolo, ma perché? Perché la biodiversità ha bisogno di spazio. Cioè non possiamo pensare che a San Nicoletto, agli alberoni, a parte gli alberoni, vabbè, sapete, insomma, anche gli alberoni stanno massacrando, per cui sarebbe faremo un altro incontro magari se vorrete, però la biodiversità ha bisogno di spazio, sono regole della natura che sono forti, non possiamo pensare di... Ora, noi sappiamo bene che il fratino ha bisogno di quell'area, no? Qui ho messo un'immagine del fratino con i suoi habitat di specie lì rappresentati in alto a sinistra, ma il fratino potrà pure magari estinguersi in quest'area, ma lo farà quando noi avremo ridotto troppo. Qualcuno protesta perché ho detto che potrebbe estinguersi il fratino. No, vabbè, per carità, speriamo di no. Cerchiamo di fare tutto il possibile perché ciò non avvenga.
Ma appunto il discorso è questo: perché non si estingue il Fradino? C'è bisogno di spazio. La natura ha bisogno di spazio e noi sulle coste stiamo togliendo spazio dappertutto. Su queste coste che hanno un valore, adesso non ho avuto tempo di sviluppare abbastanza, però se vi dico che è l'unico settore in una regione climatica diversa da tutto il resto del Mediterraneo, significa che sono come se fossero due biomi diversi, non so, savana e foresta tropicale pluviale, per intenderci, no? Due cose diverse. E quello che dicevo appunto agli alberoni è questo, che mentre sulle coste bellissime che ci faceva vedere Manuela Vassallo c'era spazio per la vegetazione, per gli ospedali, eccetera, perché erano coste molto profonde, eccetera, qui abbiamo tutto molto compresso. E quindi se le coste, la vegetazione di Calais è bellissima perché è ben sviluppata, eccetera, è tra virgolette un pochino più banale di quella che possiamo trovare qua, perché la troviamo a Calais, la troviamo più a sud, la troviamo un po' più a nord, la troviamo nella Spagna settentrionale, nei Paesi Baschi. Questa la troviamo solo qua e allora ha un valore maggiore. E io, vista anche l'ora, mi fermerei qua e se c'è qualche domanda eventualmente sono qui. Grazie mille professor Filesi, che ci ha dato un altro elemento preziosissimo per capire quanto sia importante l'ospedale al mare e tutto ciò che lo circonda. E quindi possiamo aprire alla discussione se volete. Vorrei solo aggiungere una cosa: noi siamo rimasti inchiodati, siamo in 50 più o meno adesso, forse meno, però pochi rispetto agli abitanti del Lido e pochi rispetto alle persone che dovrebbero essere coinvolte e dovrebbero sapere che cosa perdiamo, sapere che l'ospedale al mare è un bene così prezioso e importante. E forse bisognerebbe tutti quanti impegnarci per riuscire ad arrivare a più persone possibili. Noi cerchiamo di farlo con questi incontri. Ecco, chi vuole parlare può... non so, può scrivere nella chat magari, così facciamo una... Nelly, volevi parlare tu? Però devi... Eccola. Ecco, volevo solo fare due domande rapidissime. Intanto grazie perché siete stati molto esaustivi. Allora, al professor Filesi volevo chiedere una curiosità. Quella duna che si è rialzata potrebbe derivare dalla lunata o dai lavori del Mose che hanno provocato un ripascimento sul quale poi dopo si è insediata la vegetazione? Solo una curiosità. E la domanda ad Andrea. Tu hai detto che la sovrintendenza ha fatto come Pilato, ha fatto una lunghissima relazione, dopo non si è espressa, ma aveva voce in capitolo, cioè doveva votare anche la sovrintendenza nel Core Paccu. Mi rispondo subito, sì, la soprintendenza di Venezia ha un voto la soprintendenza di Verona, ha un voto la soprintendenza di Padova, un voto la soprintendenza archivistica, un voto il polo museale. Adesso se volete vi dico anche la composizione, ecco vi dico no, ma volevo capire, scusami, siccome tu hai detto che hanno fatto una relazione nella quale diceva che in realtà non si sarebbero dovuti abbattere, anche se poi non si è espressa, ma ha fatto una lunga relazione, ma ha fatto poi come Ponzio Pilato. Poi alla fine dei conti è stato un voto unanime questo del Core Paccu per l'abbattimento. Allora, nell'accesso agli atti che abbiamo fatto noi non c'è lo schema delle votazioni.
al 99% gli atti della Corepacu vengono adottati all'unanimità, se no non vengono neanche presentati se non c'è il consenso. Vabbè, grazie. Io non ho le prove per dire che è stato approvato all'unanimità. Se volete vi dico chi era presente quel giorno e che ha sottoscritto digitalmente l'atto. Questo sì ve lo posso dire. Allora, erano presenti. Allora, beh, il segretario regionale dei beni culturali del Veneto, il soprintendente di Venezia, il soprintendente di Belluno, Padova e Treviso, il soprintendente di Verona, Rovigo e Vicenza, appunto il soprintendente archivistico e il direttore del Polo Museale del Veneto. Questi erano presenti. 6 persone, noi con l'accesso non ci hanno detto come hanno votato, però di solito, non dico in questo caso, di solito vengono approvati all'unanimità. Grazie. Dunque, no, per quanto riguarda... Non è pilatesca. Scusa, la relazione istruttoria dice con il presente atto non si autorizza niente. È diverso. Non so se mi spiego. Grazie. Dicevo per quanto riguarda la duna, no, i lavori del Mose non c'entrano, lì probabilmente poco dopo la dismissione dell'ospedale al mare è stato creato un solco per protezione della costa, per non far entrare troppo le mareggiate, è accumulata la sabbia, poi però questa sabbia è stata consolidata dalla vegetazione. La pulizia delle spiagge bisognerebbe farla tutta a mano e lasciare che le erbe consolidino le dune, perché se no così noi vedremo sempre un aiesolo, sempre pulita come un tavolo da biliardo, e ogni anno bisogna fare i ripascimenti. Qui la vegetazione ha fatto quello che fa normalmente, perché è stato dato il là, diciamo, da questo solco che ha accumulato della sabbia sul lato verso mare. E secondo lei, scusi, brevissima un'altra cosa, secondo lei questa nuova vegetazione non autoctona che si è insediata può danneggiare il valore terapeutico o la qualità della sabbia modificandola? No, la qualità della sabbia no. Il problema della vegetazione delle coste è che appunto è già un habitat molto ridotto in sé, con molte pressioni sopra. Se poi arrivano pure le alloctone invasive, le piante autoctone hanno sempre meno spazio per potersi affermare. Però dal punto di vista funzionale, anzi direi che sono piante che si affermano perché funzionano un po' troppo bene, quindi no, da quel punto di vista no. Bisognerebbe cercare di contenerle un po'. Il Lido è un'isola, forse si potrebbe riuscire anche in qualche azione di contenimento. Il WWF l'aveva approvata agli alberoni, era andata anche a buon fine, ci vuole un po' di pazienza, e a questo eccesso di piante alloctone poi subentrano, si diffondono un po' di più quelle tipiche delle dune nostre, diciamo. Però dal punto di vista funzionale funzionano un po' troppo bene. Posso intervenire? Certo. Prego, Cristiano. Io trovo che le relazioni sono state straordinarie, ovviamente. E io mi sono accorto di conoscere pochissimo queste cose, quindi le apprezzo particolarmente. Ma le ho trovate anche, come dire, molto forti, cioè hanno elementi probanti molto più forti di quelli che usualmente riusciamo a mettere in campo. E mi riallaccio a un intervento che ho fatto in una nostra riunione recente e anche in altra sede all'interno di Venezia Cambia. Io credo che dobbiamo cercare, penso come Italia Nostra,
di utilizzare al meglio proprio queste cose che sono state dette, avendo la capacità di ridurle dal punto di vista quantitativo. In altre parole, fare una sintesi, però così fortemente radicata nella critica, e poi dobbiamo fare delle riunioni nostre per cercare di vedere come possiamo dare voce all'esterno del gruppo, in questo caso grande, delle 40-50 persone che oggi c'erano. Quindi io ci invitiamo a discuterne per trovare la maniera di farle uscire. E grazie per le relazioni. Benissimo, grazie. Stefano? Devi togliere però, devi aprire il microfono. Ecco, ti sentiamo. Volevo solo chiedere ai presenti, mi pare di aver visto Giorgio De Vettor, Marco Zanetti o forse qualcun altro, Antinori, a che punto è, rispetto alle cose dette, la variante, perché quel disegno terribile, secondo me terribile, parlo in termini strettamente tecnici, i quattro cannocchiali disegnati in modo perpendicolare alla struttura originaria sono una enormità. Forse il disegno riesce a far esplodere la contraddizione, però bisogna comunque riportarla in modo anche tecnico e giuridico. Però voglio capire a che punto siamo con il ricorso alla variante urbanistica, che è certo come tema principale avrà il cambio di destinazione d'uso, perché immagino che quello sia il punto chiave. Ma vorrei capire se ha dentro anche gli aspetti morfologici, plani volumetrici, o se la cosa è rimasta in sospeso in attesa del piano attuativo, cioè a che punto è e quanto contraddittoria è la variante con le cose dette. Posso intervenire? Sì, certo. Intervenire. Dunque, a quanto ne so io, la variante ovviamente in questa fase sono state presentate le osservazioni e quindi in questa fase, prima di arrivare alle controdeduzioni e quindi alla delibera di approvazione della variante, ci dovrebbe essere la fase delle intese con il demanio marittimo per quanto riguarda l'abbattimento del monoblocco, perché altrimenti se non arrivano all'intesa col demanio su questo aspetto, la variante non può essere approvata con indicazione di abbattere il monoblocco. L'altro aspetto, quello che manca nella variante, è la VAS, e quindi dovrebbero presentarla, anzi a mio parere dovevano presentare già con l'adozione della variante un rapporto preliminare della VAS, un rapporto preliminare ambientale, e non l'hanno fatto. L'altra cosa che manca nella variante è la valutazione del beneficio pubblico. Per me sono tutti questi aspetti che abbiamo rilevato nelle osservazioni che abbiamo presentato, e per cui a questo punto non so com'è, dobbiamo aspettare le controdeduzioni e dobbiamo aspettare che nel frattempo appunto si raggiungano eventualmente le intese col demanio e sia fatta la VAS, oltre che corredarla dal beneficio pubblico che non c'è, che non esiste. Per quanto riguarda tu parlavi di un progetto, di un piano attuativo, di un PUA. Ecco, la variante consente, a quanto sembra, sia un progetto unitario, sia il PUA, con la differenza che il PUA
cioè un progetto, un piano attuativo avrebbe anche il tempo per le osservazioni e le eventuali controdeduzioni, mentre il progetto unitario non ha bisogno, viene approvato lo stesso dalla Giunta, però non avrebbe bisogno di ulteriori osservazioni e controdeduzioni sul progetto, e difatti loro tendono più che altro non a procedere attraverso un piano attuativo, ma procedere per un progetto unitario. Per quanto riguarda poi nella variante è allegato un progetto di massima, quello che in qualche modo è stato mostrato anche da Grigoletto, cioè ci sono un progetto, un rendering se vogliamo, di come dovrebbe essere l'area, di come dovrebbe essere trasformata. Non è un progetto diciamo né di massima né tantomeno un progetto definitivo. È un rendering su come dovrebbe essere indicato, però diciamo che all'interno ci sono anche delle indicazioni ben precise su dove dovrebbero andare i servizi sanitari. Difatti, in tutta la questione, io le relazioni le ho trovate veramente molto belle, interessanti, utilissime. Tutte quante le relazioni. Però manca un altro aspetto, che è quello della sanità. Cioè l'altro aspetto che non viene affrontato è quello che dovrebbe riguardare la sanità. Che fine farà la sanità del Lido? Cioè la Cassa Depositi e Prestiti non può, nei confronti della comunità del Lido, occuparsi anche della sanità, a dire ai cittadini: io abbatto il monoblocco e trasferisco i servizi sanitari dove voglio, cioè senza preoccuparsi di far partecipare la cittadinanza. E l'ULSS dov'è? Dov'è l'ULSS? Perché l'ULSS non si esprime su questo aspetto che non riguarda poi solo il Lido, ma riguarda anche Venezia, riguarda, perché alcuni servizi sono servizi distrettuali, non sono servizi ambulatoriali per il Lido, ma sono servizi distrettuali, e il distretto è al Giustiniani. Questa è una sede secondaria del distretto sanitario veneziano. Quindi anche questi aspetti che non vengono affrontati, l'ULSS dovrebbe dire chiaramente cosa intende fare, perché Cassa DP prevede di trasferire i servizi sanitari in un padiglione che è che ovviamente sarebbe la metà, come spazi, la metà del monoblocco, va bene, anche dal punto di vista logistico, messo in una posizione difficile, sia per quanto riguarda l'autoambulanza, sia per quanto riguarda alcuni servizi, senza contare il problema delle piscine. Le piscine verrebbero smantellate, le piscine di acqua di mare sarebbero smantellate. Quindi voglio dire, c'è anche questo aspetto della sanità del Lido che dovremmo in qualche modo prima o dopo affrontare. Ripeto, per quanto riguarda la variante per il momento giace, è in attesa, è in comune, giace per le controdeduzioni e ovviamente per la sua approvazione. Ma probabilmente, visto il ricorso al TAR che è stato presentato, probabilmente aspettano di come andrà a finire il ricorso. Per quanto riguarda il ricorso al TAR, io l'ho trovato molto utile quel discorso lì, ma dovrebbe essere applicato anche, per esempio, alla torre piezometrica di Piazzale Roma, perché gli stessi criteri che ha individuato Grigoletto valgono anche per la torre piezometrica di Piazzale Roma e per altri casi, forse anche per i gasometri. Cioè dovremmo tener conto di questi aspetti. Io aspetterò la sentenza, ma la sentenza sarà fondamentale per altri interventi che il sindaco Brugnaro sta portando avanti. Grazie Giorgio De Vettora. Vedo che sia Federico Antinori
che Marco Zanetti volevano parlare. Federico, cominci tu? Sì, eccomi qua. Allora, intanto stavo pensando a quello che ha detto appena adesso Giorgio e direi parole e poi mi fermo. Però il mio intervento era relativo ovviamente alla questione naturalistica. Allora ci sono due cose. La prima, ricordo che, come ha detto il professor Filesi, l'arte è talmente importante che come Italia Nostra e anche come l'associazione di cui il professor Filesi è presidente, chiederemo all'ISPRA un parere per includere quest'area nei SIC litorali, perché ci sono habitat, come ha detto nel suo intervento il professore, che sono di interesse comunitario e sono presenti specie in allegato anche uno della direttiva Uccelli, quindi specie particolarmente a rischio di estinzione. Il professore ne ha indicato 4, ma in realtà ci sono ben 7 specie che sono in allegato 1, quindi bisognose di tutela. L'altro che però mi sembra più inquietante, che non vedo che ancora non è molto conosciuto, cioè preferisco ricordarle, è questo. In una conferenza che è stata fatta sempre via Zoom al Consiglio Comunale di Venezia da parte degli architetti che hanno preparato il progetto per Cassa Depositi e Prestiti, se vi ricordate il professor Filesi ha mostrato una cartina con gli habitat, con i diversi tipi di habitat, le diverse tipologie presenti davanti all'ospedale al mare. Bene, un'area tra l'altro di grande estensione che il professor Filesi aveva come habitat di interesse prioritario, quindi praticamente intoccabile, è stata presentata in questa conferenza dagli architetti, per sbaglio o meno, non si sa, come area degradata. Qui, mi sentite ancora? Continua a parlare? Sì, vai avanti. Ecco, Federico, e concludo, questa disattenzione può essere, come dicevo, frutto anche di un errore, ma siccome a pensar male si ha spesso ragione, io temo che invece sia, come si dice, un passo fatto dagli architetti per poter intervenire su un'area che, come dicevo prima, sarebbe intoccabile, ma invece loro la pongono come area degradata e quindi su cui si possono fare degli interventi. Scusate, ho cercato di essere breve proprio perché siamo nel finale, quindi non voglio far perdere altro tempo. Tutto qua. Grazie. Marco? Sì, grazie della parola. Allora, chiudete, per favore, chiudete i microfoni. Chi ha il telefono? Willy, anche tu? Scusate. una cosa sulla procedura di VAS, perché il Comune ha scelto il percorso della VAS semplificata e ha avuto la risposta della Regione completa anche dell'analisi di Vinca, mi pare a fine anno scorso. E devo dire che non mi sembra tanto male, tant'è che la Vinca cita per esempio lo studio sull'area rinaturalizzata, lo cita con gli autori nome e cognome, e quindi dà delle prescrizioni. Bisogna vedere come verranno tradotte nelle norme di piano. Mi sembra di aver letto giorni fa che un articolo nel quale De Martin diceva che entro marzo avrebbe portato in consiglio la cosa, ma probabilmente slitta, insomma. Quindi ci dovrebbero essere le controdeduzioni e l'adeguamento alle prescrizioni della VAS e della Vinca, che ce ne sono. Come sempre, ma è un costume anche della Regione, la procedura di VAS viaggia in parallelo, secondo me diversamente da quello che richiede
la norma in parallelo rispetto alla procedura urbanistica, cioè noi non siamo stati in grado di vedere e commentare il rapporto ambientale che è passato direttamente dal comune alla regione, e la regione però ha avuto dal comune le nostre osservazioni, alcune delle quali riguardavano anche gli aspetti ambientali, quindi in qualche modo si è un po' salvata la situazione. L'ho scritto prima che da quanto diceva Andrea si potrebbero fare alcune cose gustose, cioè far presente con segnalazione ai carabinieri del nucleo tutela beni culturali che c'è un soggetto che ha ammesso di aver lasciato deperire i beni soggetti a vincolo, e quindi è andato contro qualche norma, no? Tanto per dire. Poi rispetto all'inosservanza delle clausole contrattuali, cioè i famosi 4 anni, si potrebbe far presente alla Corte dei Conti che il Comune ha omesso fino ad oggi di acquisire a gratis un bene del valore di circa 50 milioni. No? E se Cassa Depositi e Prestiti rientra nell'ambito della giurisdizione della Corte dei Conti, anche alla Corte dei Conti bisognerebbe far presente che anche Cassa Depositi e Prestiti si è messa nelle condizioni di perdere un valore di investimento di 50 milioni più tutti i soldi spesi fino ad oggi per la progettazione e quant'altro, tanto per... però quello che mi preoccupa è la posizione politica che viene fuori da tutto questo. Non mi sfugge che la gran parte della popolazione del Lido vede il ricorso e altre precisazioni eccetera come l'ennesimo no. Allora qui c'è da dire che bisogna evitare, secondo me, politicamente di farsi mettere in quest'angolo, e dovremmo dire tutti noi in modi diversi, ciascuno come vuole e può, che quel bene va riutilizzato bene al più presto possibile, che chi ha fatto male è chi lo ha tenuto fermo finora, perdendo tempo in sciocchezze. Faccio presente che c'è poi la questione del distretto socio-sanitario. Allora, è probabile che una buona parte della popolazione non veda bene il distretto socio-sanitario spostato dal monoblocco e messo in un angolo senza parcheggi, le piscine non si sa come saranno, eccetera, eccetera. E comunque è finora mancata la presenza attiva dell'ULSS, che deve pianificare se vuole andare da un'altra parte oppure restare dove sta, e deve valutare le opzioni diverse. Non è detto che l'unico posto possibile sia nell'angolo in fondo a sinistra, per esempio. Può anche scegliere di andare altrove. Io avrei anche una soluzione, ma non voglio perdere tempo, cioè altrove in un'altra zona del Lido, magari recuperando un'altra area più interessante. Poi c'è la questione del demanio / monoblocco, che è nelle mani del Parlamento. Lo abbiamo visto qualche tempo fa che era nelle mani di 2 deputati del PD, mi pare, non veneti, e è andata come è andata, per fortuna. Ma se quel bene deve essere demanializzato... Sì, Marco, scusa se ti interrompo, dobbiamo, visto che è presente, ringraziare Orietta. Sì, certamente. Se non ci fosse stata la sua azione di insider, esatto. Ecco, se quel bene scusa se ti ho interrotto. Demanializzato, è bene che passi nelle mani di chi lo detiene, dell'ULSS, fine, no? E quindi senza fare tanti giri trottole. Dopodiché, secondo me e secondo molti altri, quel
quel bene come immobile, il monoblocco, non va assolutamente buttato giù, perché è di questi tempi che ci sono fior di finanziamenti per il recupero degli edifici energetico, eccetera, eccetera. E quindi altrettanto si può fare lì, anche immaginando altri usi, volendo, anche sanitari, anche non sanitari. Quindi pensando all'economia complessiva delle azioni, cioè buttare via un bene del genere e ricostruire non è una cosa che farebbe un buon padre di famiglia. Ecco. Mi fermo qua. Ecco, io so che c'è Willy che vuole parlare, e poi io penserei che sarebbe il caso che chiudesse la serata, se qualcun altro non vuole intervenire, la senatrice Vanin che c'è. Sì? No, avevo chiesto anche prima. Ah, scusa, non ti vedevo perché avevo detto... Ah no, perché avevo detto di scrivere sulla chat, ma nessuno scrive, quindi io non guardo. Allora facciamo parlare Willy, poi Cristina e la senatrice Vanin, se può chiudere, che ci ha sempre sostenuto in questa battaglia. D'accordo? Quindi do la parola a Willy. Ecco, adesso no, adesso è chiusa di nuovo. Ecco, così va. Quando c'era amministratore dell'ospedale il dottor Grandesso, e parliamo di 50 anni fa, c'era grandissima cura nel mantenere questa struttura sanitaria, che era una struttura sanitaria considerata non solo di Venezia, ma di tutto il litorale, perché veniva gente da tutto il litorale per fare la samoterapia e la talassoterapia. Oltre a questo era stato fatto uno studio, mi ricordo da Giordani Soica, per vedere, era andato in cima alla diga di San Nicolò, aveva buttato in acqua delle cose che galleggiassero per vedere dove andavano a finire con le correnti dalle due bocche di porto, e aveva accertato che non capitava niente nella zona dell'ospedale al mare. Quindi l'ospedale al mare aveva la possibilità di utilizzare acque perfettamente pulite davanti alla sede dell'ospedale. Quindi sono due perdite, quello di questa struttura che serviva non solo i veneziani, ma a tutta la gente del litorale, e anche quella di utilizzare delle acque perfettamente pulite. Finito. Sono commenti? Se posso, perché non sento più la voce di Lidia. Ecco, io ho finito. Adesso benissimo. Sì, ecco. Scusate, ho sbagliato anch'io. Ecco, Cristina, vai. Sì, molto velocemente, essendo anche tardi alla fine. Volevo solo rispondere brevemente a Giorgio De Vettor dicendo sì, in questo incontro di oggi non abbiamo parlato dell'aspetto sanitario, ma naturalmente, anche perché ci tocca a ognuno da vicino e come persona e come lidensi, le abbiamo ben presente tutto quanto, anche nel momento che abbiamo scelto, tra l'altro da soli, diciamo, di fare questo ricorso. Quindi l'aspetto sanitario è ben presente. E dopo, appunto, anch'io mi ero segnata di voler ringraziare la senatrice Vanin, perché grazie a lei e ai suoi colleghi è riuscita a fermare appunto quell'emendamento di cui parlava Marco Zanetti. E poi ultime due cose rispetto, ecco, anche alla torre peziometrica, che è un argomento che proprio ci tengo tanto, perché ho visto da vicino come si basa su un mucchio proprio di bugie, di falsità. Ecco, assicuro che anche come Italia Nostra andiamo avanti e faremo sempre presente, l'abbiamo fatto assieme ad altre associazioni anche per l'Hotel de Bain,
e facciamo sempre presente che la proprietà ha proprio l'impegno, ha il dovere di mantenere bene i propri beni e casomai lo Stato deve imporlo. Questo anche per quanto riguarda l'Hotel des Bains. E da ultimo dico questo, perché si dice sempre non tutta la popolazione del Lido è d'accordo, eccetera, eccetera, ma io non sono così pessimista. Forse su certi social sembra che la gente del Lido pensi solo in maniera molto così banale. Non è vero, e comunque è compito nostro di spiegare, perché secondo me, come abbiamo fatto stasera, spiegando che oltretutto un'altra, come si dice con lo slogan, un'altra alternativa è possibile a questa svendita, a questa distruzione e devastazione sia di spiaggia, di padiglioni e anche proprio di storia. È possibile, sta a noi spiegare. Ecco, mi fermo qua. Lidia, voce, non hai più la voce. Oh, che bella, scusate. Allora, ringraziavo Cristina, ringraziavo tutti e davo la parola alla senatrice Vanin che ci ha tanto aiutato nella conservazione di questo bene. Prego, senatrice. Grazie, grazie carissima Lidia, grazie a tutti voi, alla Presidente, ad Andrea Grigoletto, a tutte le persone che ho ascoltato anche oggi raccontare con grande passione, amore per ciò che si vuole difendere e continuare questo impegno. Permettetemi però anche un saluto ancora più caro a Stefano Boato. Io vorrei dirvi solo ci sono per quello che posso, è una battaglia che vede non solo Venezia, non solo il Lido, ma moltissimi luoghi del nostro paese e ricorderò sempre quella notte in cui sono riuscita a bloccare quell'emendamento. Erano 2 senatori del PD di altre regioni e lì ho imparato una lezione grande per me. Io pensavo che nella politica ci fosse almeno l'etica, non è così. E i sotterfugi, questi macchingegni terribili, questi sotterfugi di far presentare un emendamento che riguarda casa tua da qualcun altro in maniera così velata e nascosta per far sì che non si individui e non si capisca, mi ha aperto veramente un mondo sulla politica che io non avrei mai immaginato. Da lì le vicende le conoscete molto bene, io ho cercato di mettermi a disposizione, lo faccio e lo continuo a fare. E tutto quello che è stato detto stasera è estremamente importante. Anch'io rifletto molto sulla partecipazione dei cittadini, perché credo che non si debba difendere solo un bene così importante dal punto di vista architettonico, storico, monumentale, eccetera, ma ancora di più il diritto alla salute, quindi non dimenticherei questo aspetto che nella storia del Lido ha una storia importante. Io stessa devo la mia salute all'ospedale al mare del Lido, dove sono stata ricoverata moltissimi anni fa e mi hanno salvato la vita, cosa strana, per cui un debito personale di riconoscenza verso questi luoghi. Io sono a disposizione, come sapete, per vigilare per quanto potrò, per chiedere incontri con Cassa Depositi e Prestiti, per accompagnarvi in quello che sarà il percorso che farete con il ricorso. L'attenzione deve essere alta da parte di tutti, perché mi permetto di dire purtroppo con dispiacere, con il cuore pesante, siamo in guerra ed è una guerra su molti fronti che uccide prima di tutto la bellezza. Un saluto grandissimo a tutti voi, continuiamo a lavorare e grazie a tutti. Grazie senatrice, e noi però contiamo sull'appoggio anche degli altri partiti, perché ci sono molte voci del PD che sono d'accordo con noi, ci sono i verdi progressisti del Lido che
anche si interessano moltissimo, il Partito Comunista, quindi molte altre forze politiche penso che potrebbero, se venissero veramente a conoscere la realtà e le potenzialità di questo enorme complesso, enorme per noi, per l'importanza che ha, potrebbero essere dalla nostra parte. Quindi noi invitiamo tutte le altre forze politiche a stare dalla nostra parte. Grazie a tutti, ci rivedremo per il prossimo appuntamento. Arrivederci.